Buongiorno a tutti, sono Pierluigi Magnante, sono il responsabile dell'area Economia e Gestione d'Impresa di Confindustria Verona e oggi ho il compito di aprire e di accompagnarvi durante questo secondo incontro del progetto della nostra associazione dedicato al tema della sostenibilità. Un tema che può essere declinato in molte sfaccettature, che ci consente di approfondire di volta in volta un diverso aspetto di interesse delle nostre associate. Come dicevo prima, l'idea che ci sta guidando in questo percorso è quello di fare un viaggio nelle diverse declinazioni di sostenibilità. Partendo dal generale, siamo partiti qualche settimana fa con un primo incontro dedicato alla manifattura, alle valutazioni macroeconomiche, di politica industriale, per passare poi a un approccio più aziendale. Oggi si parlerà ad esempio di comunicazione, della sostenibilità e continueremo nei prossimi appuntamenti, di cui vi parlerò in chiusura, con l'approfondimento di diverse attività che le imprese possono porre in essere per indirizzare la propria struttura verso nuovi parametri di sostenibilità, fornendo sempre di volta in volta, come faremo anche oggi, degli esempi pratici, concreti, in cui ognuno possa riconoscersi o trovare ispirazione. Prima di iniziare con l'incontro devo dare a tutti qualche informazione di servizio. Ricordo a tutti i partecipanti che questo incontro verrà registrato e che tra qualche giorno la registrazione sarà disponibile sul nostro sito internet. Seconda cosa è che i quesiti che sono già arrivati con le schede di iscrizione sono stati inviati ai relatori e loro potranno tenerne conto nelle relazioni. Se invece ci saranno altre domande nel corso dell'incontro potete mandarle in chat. Visti i tempi ristretti, ci siamo dati degli obiettivi di tempo che speriamo di rispettare, non credo che riusciremo a dare risposte oggi, però ci impegniamo a ricontattarvi per fornire risposte nei prossimi giorni, magari dopo aver sentito anche i relatori interessati se c'è bisogno di un approfondimento con loro. Terza ed ultima nota tecnica: tutti i materiali che useremo, per cui le slide, le linee guida di Confindustria, saranno disponibili tra qualche giorno sul sito di Confindustria Verona insieme alla registrazione del webinar. Ecco, ora, finite le comunicazioni di servizio, passiamo al tema di oggi. Prima di passare la parola ai relatori che ci accompagneranno e che ringrazio fin da ora per la disponibilità, vorrei fare qualche considerazione complessiva che ci possa aiutare a inquadrare l'argomento che verrà sviluppato nelle relazioni successive. Una prima considerazione che mi sembra rilevante è che pochi argomenti, come il tema della sostenibilità, nella storia dello sviluppo economico hanno avuto contemporaneamente, da una parte, un impatto dirompente sulla società nel suo complesso e sull'economia, dall'altra hanno generato un ampio dibattito che coinvolge sia gli addetti ai lavori, ma anche l'opinione pubblica, che è costantemente in bilico tra ideologia e economia. E una terza caratteristica è che il perimetro del dibattito sulla sostenibilità non è esattamente definito e non è neanche sempre chiaro, e quindi gli approcci possono essere più o meno ampi e, consentitemi, anche più o meno corretti, in base a chi e a come affronta l'ampio tema della sostenibilità. Ecco, partirei proprio da quest'ultimo punto per darci qualche definizione in cui tutti possiamo riconoscerci. Abbiamo sentito tutti ripetere più e più volte negli ultimi mesi, anche con qualche sfumatura diversa, che la definizione di sostenibilità che va per la maggiore è quella secondo cui lo sviluppo sostenibile è un modello di crescita in grado di soddisfare i bisogni del presente, che garantisca però una vita dignitosa ed equa per tutti e che contemporaneamente non comprometta le capacità delle generazioni future di raggiungere livelli di benessere adeguati. Ecco, questa è la definizione macro, è una definizione però generica, ci dà degli obiettivi vaghi e soprattutto non ci fornisce chiare indicazioni su come e a quali condizioni si possono avviare azioni sostenibili. Una prima indicazione interessante la troviamo nel testo, in un libro, nel testo Le sostenibili carte dell'Italia, che è stato presentato proprio qui a Verona in occasione delle Assisi Nazionali di Confindustria nel 2018. L'indicazione che ci davano gli autori è che una crescita la possiamo considerare veramente sostenibile se si rispettano tre regole. La prima è che restino sotto controllo le variabili economiche, i conti pubblici, l'inflazione, il debito, l'occupazione, le pensioni. La seconda regola è che l'ambiente venga tutelato. Ecco, fino a pochi anni fa il tema prioritario nel dibattito economico era il miglioramento delle condizioni di vita, mentre ora l'emergenza ambientale è così rilevante che la tutela dell'ambiente spesso viene identificata addirittura con il più ampio concetto di sostenibilità. La terza regola è che la crescita sia socialmente inclusiva, cioè che riduca al minimo le conseguenze delle disuguaglianze. Se ci pensate, queste tre regole le troviamo in qualche modo anche nelle indicazioni dell'Agenda 2030 dell'ONU, il famoso programma di azioni sottoscritto dai Paesi membri, quello con quei 17 obiettivi, 169 target a cui sono abbinate delle icone colorate che sempre più spesso vediamo nella comunicazione anche delle aziende.
Se pensiamo alla definizione che si stanno delineando, quindi la prima considerazione che emerge chiaramente è che le dimensioni del concetto di sostenibilità sono essenzialmente tre: la dimensione economica, la dimensione sociale e la dimensione ambientale. E queste dimensioni concorrono tutte insieme in materia complementare al disegno di un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile. Un'altra cosa che emerge da queste definizioni che stiamo cercando di darci è che le indicazioni in tema di sostenibilità si rivolgono a tre diverse categorie di soggetti, che devono necessariamente muoversi tenendo conto l'uno dell'altro. Da una parte i governi, le organizzazioni politiche sovranazionali che ci danno le regole, poi ci sono le imprese che sono il vero motore del cambiamento, e il terzo soggetto sono i cittadini che danno gli stimoli e indirizzano le politiche. Abbiamo visto che però non è semplice definire univocamente il concetto di sostenibilità. È un po' più facile forse cercare di capire cosa non è solo sostenibilità. Ecco, secondo me sostenibilità non è solo ambiente, o per dirla con un inglesismo che farebbe arrabbiare il Premier Draghi, non è solo green. La seconda cosa, sostenibilità non è solo un approccio filosofico, ma è qualcosa che richiede delle azioni concrete, dei comportamenti, dei cambiamenti. Terza questione è che la sostenibilità non è un percorso semplice, ma non è neppure incompatibile o antitetica rispetto alle performance economiche delle imprese. E anche su quest'ultimo aspetto, quello della compatibilità tra performance economiche e sostenibilità, bisogna togliere un po' di ideologia dal dibattito e bisognerebbe basarsi su dati concreti. E che i risultati economici delle imprese siano compatibili con la sostenibilità ce lo dimostrano dei dati che sempre più spesso confrontano i due livelli di performance, quella economica e quella di sostenibilità. Recentemente è stato pubblicato un interessante studio effettuato da Cassa Depositi e Prestiti sulla filiera agroalimentare italiana, che per noi è particolarmente significativa, rappresenta il primo settore economico del nostro paese, ha un fatturato di più di 500 miliardi. Questa ricerca ci indica che nell'ultimo decennio, a fronte di un impegno notevole in ambito ambientale, c'è stata contemporaneamente una forte crescita in termini di competitività e redditività. Le evidenze della ricerca mostrano che la filiera agroalimentare italiana ha presentato sia risultati incoraggianti in termini di sviluppo sostenibile, testimoniando un'attenzione alla gestione dei rischi, ma anche alle opportunità derivanti dai cambiamenti, ottenendo dei risultati economici notevoli. La ricerca si occupava della filiera agroalimentare, ma altri studi e altre ricerche si occupano di altre filiere e tutti danno delle indicazioni coerenti. Sappiamo che il problema dell'economia italiana è la produttività che cresce poco. Ebbene, per ritornare alla ricerca di cui parlavo prima, di cui poi vi farò vedere qualche slide, il settore agroalimentare ha registrato un costante recupero di produttività negli ultimi anni. Dal 2010 al 2019 ha fatto addirittura il più 30%, pur a fronte di un'attenzione globale crescente alla sicurezza alimentare, alla produzione e alla distribuzione del cibo. Se adesso mi mandano qualche slide, vi vedere delle indicazioni più dettagliate. Nel primo grafico, ecco qua. Nel primo grafico possiamo vedere come la filiera italiana, quella che è la riga rossa, abbia avuto una crescita di valore aggiunto costante e sia estremamente competitiva rispetto ai principali concorrenti. Solo la Spagna e la Francia hanno fatto meglio di noi, ma abbiamo recuperato la Germania, che partiva ben più alta di noi, e mantenuto distante il Regno Unito. Passiamo alla slide successiva, che forse è ancora più significativa. Vediamo come il settore agricolo italiano, che è la riga blu, abbia staccato tutti i competitor in termini di produttività del lavoro. Se vedete, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito sono tutti con performance più basse delle nostre. Andiamo ancora avanti. Abbiamo visto che i risultati economici, fatturato e produttività ci sono stati. C'è stato però anche una notevole crescita del biologico contemporaneamente. Nella slide successiva vediamo che le aziende biologiche italiane, che sono quelle in blu, coprivano nel 2018 circa il 15% delle aree agricole, che è più del doppio della media europea, e siamo dietro come singolo paese soltanto all'Austria, alla Svezia e all'Estonia, che insomma non sono proprio i nostri competitor diretti. Passiamo alla successiva. La slide successiva ci dimostra come anche l'andamento dei consumi di energia elettrica sia costantemente calato rispetto al totale, è pari al 5%, che è un valore inferiore alla media europea del 7%, significativamente più contenuto rispetto ai principali competitor come Francia, Germania e Paesi Bassi. Me ne rimane solo uno per dare qualche
ulteriore indicazione, passiamo al prossimo, e vediamo come l'agricoltura italiana, che è quella a destra, quella viola, mostra un'intensità emissiva tra le migliori a livello europeo e il trend è di continuo miglioramento. Basta slide, con questo ho finito, ma mi serviva soltanto per dimostrare una cosa, che investire in sostenibilità non vuol dire rinunciare a far crescere i ricavi e soprattutto non vuol dire cedere quote di competitività. E il ragionamento che abbiamo fatto sulla filiera agroalimentare è assolutamente speculare a ragionamenti analoghi che stanno emergendo da ricerche su altre filiere. Dall'altro lato però non deve passare neanche il messaggio che alcuni economisti chiamano la visione della responsabilità ingenua, cioè non si deve credere che bastino azioni o comportamenti responsabili per creare valore economico o aggiungere vantaggio competitivo. La sostenibilità deve essere inserita in una strategia gestionale ed economica sana. E nemmeno deve passare il messaggio che avviare una transizione sostenibile sia una cosa semplice o immediata. Sono percorsi che spesso impattano su processi produttivi, sui prodotti stessi, sulle modalità di business, alle volte sulle modalità di governance. Ecco, l'avvio di un processo di transizione verso la sostenibilità deve garantire equilibrio tra diverse componenti. La vicepresidente di Confindustria per l'Ambiente, Sostenibilità e Cultura, in occasione del forum di aprile sull'economia sostenibile, ha ricordato che la transizione energetica ed ecologica deve essere fatta nei tempi e nei modi giusti per non mettere a rischio la competitività delle imprese del Paese. Un esempio per tutti: recentemente si parlava di nuovi parametri massimi a livello comunitario sulle emissioni delle automobili. Ecco, quei parametri, se applicati oggi, avrebbero impedito di fatto la circolazione di tutte le auto con un motore a combustione, facendo morire una delle maggiori industrie del continente. Ecco, poi fortunatamente se ne sono accorti e i parametri sono stati rivisti con buon senso. Gli obiettivi di lungo periodo, sia per l'impresa che per la società nel complesso, devono essere quindi equilibrati con gli obiettivi di breve periodo, quelli economici e quelli sociali. Non si devono creare fratture, ma si devono usare tutte le leve per far sì che anche nel breve periodo la transizione sia sostenibile e generi investimenti, apra nuovi mercati, crei opportunità per le imprese grazie a un'adeguata valorizzazione delle attività intraprese. Ecco, questo tema dell'adeguata valorizzazione ci porta al tema di oggi, che è quello della comunicazione della sostenibilità. Anche nella comunicazione di sostenibilità ci vuole equilibrio. Equilibrio tra ciò che si deve comunicare e ciò che si può comunicare. Equilibrio tra ciò che l'impresa già sta facendo e può valorizzare e ciò che potrà fare domani grazie a un processo di miglioramento coerente con le proprie forze economiche. Equilibrio tra ciò che si vuole comunicare e come lo si fa. Su questi tre temi le aziende possono e devono lavorare e le prime cose su cui possono concentrarsi sono proprio l'individuazione dei propri ambiti di attività per vedere se sono coerenti con gli stimoli alla sostenibilità che ci arrivano. Possono lavorare sull'individuazione delle opportunità offerte dalla comunicazione. Possono lavorare sulla capacità di comunicare in modo corretto, possibilmente in modo sempre più paragonabile, quello che si fa e quello che si sta cambiando. Ecco, fortunatamente esistono oggi degli strumenti, degli standard a cui fare riferimento, di cui poi parleremo, per comunicare correttamente, così come ci sono dei modelli di governance che rispondono particolarmente a questi stimoli. Penso alle società benefit, addirittura alle B Corp, che adesso cominciano timidamente a essere presenti anche nel nostro territorio. L'importante è che ogni azienda, ognuno si renda conto dell'importanza, anche da un punto di vista economico, dei temi legati alla sostenibilità e trovi il modo giusto per sé per fare le cose richieste dal mercato, ma anche di comunicarle nel modo migliore, per poterne trarre un positivo ritorno d'immagine. Direi che a questo punto ho rubato fin troppo tempo ai relatori. Chiamerei sul nostro palco virtuale il dottor Filippo Corsini, che è, come dicevo prima, un ricercatore presso l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e al quale abbiamo chiesto di approfondire il tema dell'importanza delle strategie di comunicazione interna ed esterna nei percorsi di sostenibilità delle imprese. Ringrazio il dottor Corsini, gli passiamo il ruolo di relatore, ti ricordo di accendere il microfono se non l'ha fatto, e gli lascio la parola. Grazie mille, buon pomeriggio, sono Filippo Corsini, ricercatore dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Lavoro nel laboratorio di management della sostenibilità che è coordinato dal professor Frey e il professor Iraldo. Ci occupiamo di sostenibilità, l'abbiamo fatto negli ultimi anni supportando tante aziende a effettuare una transizione verso scelte di maggiore sostenibilità, verso scelte di economia circolare. Questo pomeriggio, intanto ringrazio per l'invito, farò una breve presentazione su quelle che sono le tematiche del comunicare la sostenibilità. Questo è un po'
l'agenda del mio intervento, andrò a farvi vedere un po' quelle che sono le tendenze attuali. Come sappiamo tutti, sempre più consumatori sono disposti a acquistare e a spendere di più per prodotti sostenibili. Andiamo a vedere quindi un po' di statistiche a livello nazionale, a livello europeo e mondiale su quelli che sono questo andamento dei consumi sostenibili. Passerò poi a parlare della comunicazione, come si comunica la sostenibilità, e a questo punto andremo a approfondire due aspetti legati alla comunicazione interna. In questo caso vi farò vedere anche alcuni esempi di come comunicare internamente aspetti relativi alla sostenibilità, ad esempio per far partire un progetto legato al miglioramento della sostenibilità. Dall'altra parte andremo a vedere poi come comunicare esternamente, quali sono gli strumenti da un lato e anche in questo caso alcuni esempi. Concludo la mia presentazione facendovi vedere i vantaggi competitivi. Ricollegandomi alle parole precedenti, anche noi abbiamo svolto una ricerca su circa 1000 imprese italiane di diversa dimensione, appartenenti a diversi settori, e siamo andati a vedere quali fossero i vantaggi competitivi delle aziende che intraprendono percorsi di miglioramento della sostenibilità e lo comunicano. Vi farò vedere quindi che effettivamente, anche secondo poi quelle che sono le nostre esperienze, le aziende che intraprendono questi percorsi hanno dei benefici in termini di fatturato, hanno dei benefici in termini di aumento dei clienti, hanno dei benefici in termini di aumento di quelli che sono i posti di lavoro all'interno dell'azienda, quindi una proxy che fa vedere la crescita aziendale. Vado quindi rapidamente a farvi vedere, no, l'introduzione di questa presentazione, qual è il ruolo dei consumatori. Questo vi ho portato quelli che sono i risultati di uno studio prodotto da Nielsen qualche anno fa, nel 2015, in 60 paesi mondiali. In questo studio si vede bene che crescono molto quelli che sono i consumatori attenti alle tematiche di sostenibilità. Addirittura Nielsen ha rilevato che fra l'anno 2013 e il 2015 c'è una crescita di quasi il 16% fra questi tipologie di consumatori, e questi consumatori si dichiarano anche disposti a pagare di più per comprare un brand sostenibile. Se andiamo poi nel dettaglio a vedere i risultati di queste indagini, vediamo che soprattutto le generazioni più giovani, la generazione Z e i millennials, sono quelle più attente a queste tematiche. Tutte informazioni che oggigiorno anche noi conosciamo, diciamo, siamo a conoscenza di questi aspetti. Per continuare questa serie di informazioni che ci arrivano da quelle che sono le indagini a livello nazionale ed europeo, vi faccio vedere altra indagine condotta da Eurobarometro. In questo caso, vedete, nella parte di sinistra della slide vedete una domanda che è stata fatta qualche anno fa, nel 2013, in questo sondaggio di Eurobarometro, a diversi soggetti sull'attore più importante nell'influenzare le scelte aziendali. Molti si aspetterebbero, no, di trovare le autorità pubbliche, no, con le proprie policy, le regolamentazioni fra i primi posti, o almeno al primo posto. Come vedete, invece, il risultato di questo questionario, di questa survey che è stata effettuata, mostra come i cittadini, attraverso le scelte di consumo, siano stati individuati come soggetti che influenzino maggiormente il comportamento delle aziende. Quindi, continuando questa carrellata, vediamo che effettivamente negli ultimi anni tante più imprese hanno iniziato a inserire sul proprio scaffale, diciamo così, dei prodotti più sostenibili, o prodotti o servizi ecologici. Questo ci è testimoniato anche a quest'altra più recente indagine di Eurobarometro, effettuata nel 2018, dove si vede che effettivamente sta crescendo il numero di imprese che offre prodotti o servizi di carattere sostenibile o ecologico. Abbiamo visto, è cambiata notevolmente anche, no, la tendenza dei consumatori, quelle che sono le scelte aziendali, cambia anche la comunicazione a livello aziendale. Vi ho portato due brevissimi video, uno del 2005, uno del 2020, ve le faccio vedere e poi le commento molto rapidamente, sono veramente dei video di 20 secondi.
Ok? Il secondo video, questo è un po' più lungo. Ops. Scusate. Si vede? No. How many roads must a man walk down before you can call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever buried? It's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ok. No. Quindi due video molto diversi da loro, uno era del 2005, si vede, no, un comportamento completamente irresponsabile di quelli che sono gli attori che partecipano a questa pubblicità, nell'altro una cosa completamente opposta. Sono passati 15 anni, nel 2005 le tematiche, no, anche legate al cambiamento climatico che erano presenti, erano probabilmente meno sentite anche a livello aziendale, quindi un po' lo testimonia il primo spot. Nel secondo invece vediamo una cosa completamente diversa. Vediamo, innanzitutto non si vede il prodotto, si vede esclusivamente quelle che sono le materie prime per creare il prodotto, una birra, si vede come l'azienda crea il prodotto, quindi l'energia che viene utilizzata dall'azienda per creare il prodotto. Come a dire, la sostenibilità è così centrale nelle nostre attività che io non vi faccio vedere il prodotto, ma vi faccio vedere come lo realizzo. Quindi anche questo aspetto ci fa vedere come sia cambiata, no, anche la percezione delle aziende sul tema della sostenibilità e come le aziende hanno cambiato anche nella comunicazione della sostenibilità. Ovviamente poi quando parliamo, no, di comunicazione aziendale bisogna fare delle distinzioni, delle premesse. Un'azienda deve comunicare a diverse tipologie di stakeholder, ovviamente. Quella che abbiamo visto prima è un esempio di comunicazione esterna. Non tutte le tipologie di comunicazione, come sapete bene, sono di carattere esterno e quindi tendenzialmente deve identificare quelli che sono gli stakeholder rilevanti, da un lato, andare ad analizzarli, a studiarli, a capire quali che possono essere le strategie per approcciare questi stakeholder con una metodologia di comunicazione appropriata a questi. In questa slide vedete quelli che sono tendenzialmente gli approcci usati per stabilire quelli che sono gli stakeholder più importanti per un'azienda. In questa struttura matriciale vedete che gli stakeholder possono essere diciamo raggruppati in 4 categorie in base a 2 variabili, da una parte l'interesse, dall'altra l'influenza. Trovate in alto a destra quegli stakeholder che vengono definiti strategici, quindi alto interesse, alta influenza, e nel resto della matrice trovate quelli che sono stakeholder, diciamo, con caratteristiche diverse dai primi che dicevo. Veniamo al tema della comunicazione interna. Come dicevo prima, ovviamente un'azienda deve trovare le modalità di comunicazione, le metodologie di comunicazione anche al proprio interno per quelli che sono gli stakeholder interni all'azienda, per far sì che la strategia di sostenibilità diventi parte integrante dell'attività aziendale e che venga inclusa, diciamo, nel lavoro quotidiano delle persone che lavorano in azienda. Come fare questo, come supportare questo passaggio? Fornire opportunità ai dipendenti di essere coinvolti, ad esempio fornendo dei suggerimenti su come migliorare i temi legati alla sostenibilità, approcci e aspetti legati alla sostenibilità. Vedremo poi l'esempio di una serie di aziende che hanno utilizzato queste metodologie per migliorare il livello di comunicazione interna su questi temi. Altro aspetto, fornire strumenti, iniziative di formazioni che aiutino, diciamo, a far comprendere ai dipendenti che cos'è la sostenibilità per l'azienda e che cosa possono fare anche le diverse funzioni per la sostenibilità.
Per andare un po' più nel concreto, vediamo due esempi. Un esempio, diciamo, positivo da un lato e dopo un esempio di comunicazione che non ha funzionato. Questo è un esempio, no, di come Auchan, grande azienda che conoscono tutti, ha implementato un programma di comunicazione con quelli che sono i dipendenti attraverso una piattaforma collaborativa. Questa piattaforma collaborativa fondamentalmente riesce a raccogliere quelli che poi possono essere i suggerimenti di tutte le funzioni aziendali e tutti i dipendenti su tematiche legate ad esempio all'innovazione, tematiche anche legate ovviamente alla sostenibilità. Attraverso questo approccio alla comunicazione, questo strumento, Auchan riesce a veicolare meglio le idee e sviluppare anche un modo di lavorare partecipativo, favorire il cambiamento all'innovazione interna e anche alla sostenibilità. Come Auchan, tantissime altre aziende hanno intrapreso questo percorso, hanno utilizzato queste piattaforme simili. Un altro esempio è Unilever. Anche questa azienda ha deciso di optare per questa soluzione per, diciamo, coinvolgere i propri dipendenti e far sì che la sostenibilità permi in tutte le funzioni aziendali, in tutti quelli che sono i dipendenti aziendali. Dall'altra parte abbiamo un esempio di comunicazione che non ha funzionato. Questo è l'esempio di Interface, un'azienda americana che vende fondamentalmente piastrelle per la pavimentazione, tappeti. Nel 1994 Interface inizia a sperimentare un modello di business leggermente diverso. Invece di vendere il tappeto nella maniera tradizionale, vuole iniziare a vendere un servizio, quindi il servizio di copertura del pavimento, quindi dove la proprietà del tappeto rimane al produttore, alla stessa Interface che cede l'utilizzo alle aziende clienti. È una rivoluzione fondamentalmente. Oggi si parla tanto di prodotto come servizio in tanti casi, ad esempio Philips che ha trasformato, no, la lampadina nel servizio di illuminazione. Nel 1994 era una cosa molto, diciamo, inusuale per le aziende. Interface prova a implementare questo modello e non ci riesce fondamentalmente. Ci sono tante barriere e una di queste è legata anche alla comunicazione. Non c'era comunicazione fra i piani alti dell'azienda e i piani bassi. Quelli che erano i commerciali percepivano, no, la difficoltà di vendere questo servizio, ma i piani alti dell'azienda non li ascoltavano quelli che erano i suggerimenti commerciali, e per tutta una serie di motivazioni anche appunto legate alla difficoltà di comunicazione interna dell'azienda, questa iniziativa di sostenibilità non va in porto, diciamo, fallisce. Ovviamente capite bene che trasformare, no, un prodotto in un servizio ha notevoli impatti a livello di sostenibilità. No? Pensate soltanto alla miglior modalità di gestione del fine vita nel momento in cui il produttore è e rimane sempre proprietario del bene durante tutta la vita utile e soprattutto quando questo cessa la propria vita utile e diventa un rifiuto. Quindi questi due esempi di comunicazione interna. Veniamo all'altra parte, comunicare esternamente. Abbiamo visto tanti stakeholder, ovviamente un'azienda, come abbiamo visto poi nei due video iniziali, no, deve saper comunicare anche esternamente quelli che sono i propri sforzi sulle tematiche della sostenibilità. In questa slide vedete una carrellata di quelli che poi possono essere gli strumenti per comunicare esternamente la sostenibilità. Questa può avvenire attraverso, ad esempio, quelli che sono le certificazioni di processo, come ad esempio il regolamento EMAS, lo standard ISO 14001. La comunicazione di quelle che sono le tematiche della sostenibilità può avvenire anche attraverso la rendicontazione ambientale o di sostenibilità. Esistono tanti framework per fare questa rendicontazione, quello più famoso è lo standard del GRI. Su questo non mi dilungo più di tanto perché poi le prossime presentazioni verteranno anche su questo tema qua. Ultima modalità di comunicare esternamente, ovviamente attraverso il prodotto, quindi attraverso le etichette che vengono apposte sul prodotto. In questo caso la più grande distinzione che si può fare è fra etichette ambientali, quelle che sono poi definite di tipo 1, ad esempio l'ecolabel, quelle che sono le autodichiarazioni ambientali e quelle che sono le dichiarazioni ambientali di prodotto. Anche in relazione a diciamo, le etichette ci vorrebbe un seminario a parte per andare a approfondire tutte queste tipologie di etichette, e ovviamente capite bene anche voi che un consumatore che si trova bombardato da tutte queste tipologie di etichette può essere anche confuso, quindi
ovviamente quando si va a comunicare esternamente bisogna prendere in considerazione anche questi aspetti, di cercare di far più chiarezza possibile nei confronti del consumatore su queste tematiche di sostenibilità. Anche in questo caso due esempi. In questo caso due esempi di chi comunica qualcosa che diciamo va al di là di quello che sono effettivamente le proprie attività di sostenibilità e quindi in parte compie un'azione di vendita di un prodotto come sostenibile quando in realtà non è tanto sostenibile. Questo è stato preso da un report di sostenibilità ambientale di un'azienda che lavora nel settore dell'abbigliamento e in copertina trovate queste immagini. 100% circolare e rinnovabile. No, quando uno vede questa affermazione inizia a dire ok, questo sta cercando di comunicare che l'azienda è sostenibile, che probabilmente si approvvigiona di materie prime e seconde per produrre i propri filati, che probabilmente utilizza energia rinnovabile nella propria produzione. Quando uno dice 100% circolare, effettivamente non si capisce bene invece a che cosa si riferisca. È più che altro un'ambition, quella di diventare il 100% circolare, non quello che è 100% circolare. Non viene utilizzato, no? Non viene nemmeno fatto evidenza di metodologie che possono essere utilizzate per misurare effettivamente, no, quelle che poi sono le performance ambientali e di sostenibilità di questa azienda. Quindi in generale questo è un caso di un'azienda che utilizza delle asserzioni generiche per mostrare il suo livello di sostenibilità che tuttavia possono trarre in confusione quelli che sono poi i consumatori o quelli che sono i lettori di questo report. Dall'altra parte un altro esempio, in questo caso un esempio positivo, un'azienda che lavora nel settore dell'elettronica, in questo caso è HP, un'azienda che ha implementato numerose azioni per migliorare la propria sostenibilità, ad esempio, in questo caso, come vedete qui nella slide, utilizzando materie prime e seconde provenienti da plastiche, quindi riciclate, per produrre i propri computer. Questa iniziativa è stata descritta nel report di sostenibilità in maniera molto dettagliata, no? Quindi non senza utilizzare dichiarazioni vaghe, fornendo quelli che sono i dati e le fonti di questi dati, quindi i quantitativi di questi materiali, eccetera. Inoltre questa comunicazione si appoggia anche a delle metodologie come quale l'analisi di life cycle assessment, quindi una metodologia molto robusta che cerca di diciamo, individuare quelli che sono gli impatti ambientali di un prodotto o di un processo e utilizza questa metodologia per rendere contezza e rendere comparabile con altri prodotti. In questo caso vedete quindi un esempio positivo di un'azienda che diciamo, ha lavorato sui temi della sostenibilità, fa vedere come lo fa, andando a specificare tutte le informazioni e adottando una metodologia robusta su cui basare le proprie affermazioni. Ovviamente il punto di debolezza è che una comunicazione di questo tipo, no, è molto accurata, molto specifica, ovviamente si perde un po' la capacità di sintesi. Per concludere la mia presentazione vi faccio vedere quell'indagine di cui dicevo prima, ovvero un nostro approfondimento che abbiamo fatto insieme al consorzio CONAI, che voi tutti conoscete probabilmente, nel 2018, ed è un'indagine che è stata che ha permesso di raccogliere informazioni da quasi 1000 imprese italiane di diverso tipo. Le informazioni che abbiamo raccolto sono a livello di tutta quella che è la filiera produttiva, diciamo così, dall'attività di approvvigionamento alle attività di distribuzione del prodotto e ovviamente l'attività di informazione al consumatore. Quindi il questionario di cui sto parlando aveva ad esempio delle domande che cercavano di capire, no, la percentuale di materie prime seconde che vengono inserite nel processo produttivo, se nel processo produttivo l'azienda si approvvigionasse, come vediamo nel secondo video, no, di energie rinnovabili, se ci fossero stati degli interventi volti a ridurre quelli che sono i consumi idrici, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di domande che andano a ricostruire le possibili iniziative di sostenibilità che un'azienda può aver intrapreso in tutto il suo processo produttivo e le informazioni che poi vengono date nel momento in cui il prodotto viene venduto. Una volta che abbiamo raccolto questi dati, abbiamo raggruppato questi rispondenti, questi quasi 1000 rispondenti, in dei gruppi, in dei cluster.
Come vedete si sono andati a formare attraverso la procedura, diciamo, l'analisi statistica, 5 gruppi. Quelli in alto sono i gruppi di quelli che non fanno tanto sulle tematiche della sostenibilità. Addirittura c'è il cluster numero 1 che raggruppa una serie di aziende che non fanno nessuna attività legata alla sostenibilità, ma la comunica e basta. Quindi diciamo che sta facendo un'attività di greenwashing, sta comunicando qualcosa come sostenibile quando sostenibile non dovrebbe essere. Il gruppo numero 2 invece raggruppa tutta una serie di aziende che non fanno niente, nemmeno comunicano le tematiche sulla sostenibilità. I cluster verdi, i 3 gruppi verdi, invece raggruppano una serie di imprese che lavorano su alcune fasi, no? Quindi hanno migliorato la progettazione, hanno migliorato la fase di produzione, hanno migliorato le informazioni che forniscono ai consumatori. Il gruppo 4 lavora su produzione e logistica, il gruppo 5 lavora su tutte le fasi, comprese quelle di comunicazione. La cosa interessante, e qui poi concludo, è vedere le performance a confronto e, in termini di andamento dei ricavi, andamento dei dipendenti e andamento di quelli che sono i clienti. Innanzitutto si vede che se guardiamo i 2 gruppi rossi insieme, cioè di quelle che sono le aziende che ancora non hanno intrapreso un percorso di miglioramento della sostenibilità ambientale a livello aziendale, questi 2 gruppi fanno più del 65% delle aziende che ci hanno risposto, quindi tantissime. Soltanto il 35, meno del 35% invece ha iniziato effettivamente a lavorare sulle tematiche della sostenibilità. A questo punto, se vediamo effettivamente le prestazioni economiche a confronto, vediamo che le aziende che noi abbiamo chiamato come Circular Champions, quelle che lavorano su tutte le fasi, compresa quelle di comunicazione, quindi fornire esternamente quelle che sono le informazioni rilevanti sui propri prodotti, sui propri processi in termini di sostenibilità, ha portato negli ultimi 3 anni a avere delle prestazioni di gran lunga superiori alla media. Prestazioni in termini di ricavi, negli ultimi 3 anni, molto superiori rispetto alla media, andamento del numero di dipendenti, che è quindi una proxy, no, della crescita aziendale, si potrebbe dire, e andamento del numero di clienti. In tutti e 3 c'è una crescita e un valore, diciamo, superiore al livello medio di tutte le aziende che ci hanno risposto. Se vediamo invece quelle che sono le aziende lineari, cioè quelle che non facevano niente, quindi non hanno iniziato diciamo, a percorsi di miglioramento della propria sostenibilità, vediamo come l'andamento delle performance in termini di ricavi, dipendenti e clienti è di gran lunga sotto la media. Si potrebbe commentare anche tutti gli altri, no, gruppi, questi altri cluster che abbiamo identificato, però diciamo come informazione principale questo è un altro esempio di come anche nel nostro studio effettivamente le aziende che intraprendono un percorso di questo tipo e che comunicano anche correttamente quelle che sono state le iniziative hanno dei vantaggi competitivi. Io vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo il dottor Corsini per l'interessante carrellata che ci ha fatto, dandoci non solo dei dati che sono sempre interessanti, ma anche degli esempi pratici, perché poi vederle le cose è più efficace che sentirsele raccontare. Mentre parlava, cercavo di focalizzarmi su alcuni punti e mi sono segnato un paio di cose che vorrei sottolineare. Una cosa che ha detto il dottor Corsini è che i temi, man mano che si scende poi nella tecnicalità, meriterebbero dei singoli incontri di approfondimento. Ha parlato dell'etichettatura ed è un po' l'idea che ci sta guidando, quella di partire dal generale e scendere sempre più nel particolare. Proprio sull'etichettatura ambientale avremo un incontro la settimana prossima, se non ricordo male, il 10. Poi ne parlo in chiusura. È un po' proprio la logica che stiamo seguendo. Identifichiamo singole aree di interesse e su quelle poi man mano sviluppiamo maggiori dettagli. Un secondo spunto mi veniva quando ha fatto vedere i diversi approcci alla comunicazione. Mi ha fatto venire in mente un articolo che è apparso, credo, la settimana scorsa su Sole 24 Ore, cioè uno dei maggiori esperti mondiali di finanza sostenibile, che metteva a confronto i cattivi comunicatori, cioè vabbè, la comunicazione buona, quella la vediamo, e lui li distingueva in tre categorie. Da una parte quelli che sono gli integralisti,
è solo sostenibilità, solo green, troppo, cioè si focalizzavano su quello e non comunicavano poi invece gli altri messaggi che volevano passare. Dal lato opposto, quelli che se ne fregano, cioè quelli che la sostenibilità era il primo quadratino della sua slide, quelli che non se ne occupano. Però dicevamo, ma questi due li riconosciamo, per cui è facile vederli. Quelli che davano fastidio sono quelli che fanno greenwashing, quelli che si mettono in mezzo, cioè che comunicano e non fanno, che di per sé la comunicazione è una cosa buona. Non è buona se dici di fare una cosa e fai esattamente il contrario, perché nella migliore delle ipotesi distorci il mercato cercando di influenzare in modo scorretto il consumatore. Nella peggiore delle ipotesi fai anche danni e cerchi di non pagare il conto, per cui è chiaro che la corretta comunicazione è sempre più un obiettivo per identificare non soltanto quella fatta bene da un punto di vista mediatico, ma anche quella fatta bene da un punto di vista della trasmissione di contenuti reali. Certo, certo. Per cui grazie Grazie a voi dell'invito. Direi che possiamo salutare il dottor Corsini e chiamerei insieme a me l'avvocato Antonio Matonti, Confindustria, che a Roma segue le tematiche legislative. Ad Antonio Matonti, che vediamo se riusciamo a recuperarlo anche in video. Abbiamo chiesto di approfondire, perfetto, ci siamo. Abbiamo chiesto di guidarci in qualche minuto nella strada che passa tra gli obblighi di rendicontazione non finanziaria alle opportunità, agli altri metodi di disclosure volontaria, cercando di distinguere un po' anche cosa sta succedendo a livello normativo, a livello comunitario, dove si stanno delineando delle nuove indicazioni di cui dovremo tener conto sul medio periodo. Grazie Antonio di aver accettato la nostra richiesta e ti lascerei la parola. Grazie a te Pierluigi, buon pomeriggio a tutti, grazie a Confindustria Verona per questa utile e interessante occasione di confronto. Ho molto apprezzato anch'io l'intervento del dottor Corsini che ringrazio per le utili informazioni e anche esemplificazioni che ci ha messo a disposizione. Effettivamente il tema della rendicontazione non finanziaria è oggi un tema di grande impatto e anche di estrema attualità, direi quasi provocatoriamente per aprire il mio intervento, per tutte le imprese, anche se sappiamo che ad oggi alcuni obblighi sono limitati soltanto alle grandi e grandissime imprese, ma in prospettiva questa situazione è destinata, questo stato di cose è destinato a evolversi non soltanto per le spinte che arrivano sul fronte regolatorio, ma direi anche e soprattutto forse per le spinte che arrivano sul fronte del mercato, e l'intervento del dottor Corsini per l'appunto ci ha dato delle utili indicazioni, degli utili spunti da questo punto di vista. Accenno un tema sul quale poi cercherò di tornare, perché proprio la scorsa settimana, a proposito di spinte che arrivano sul fronte regolatorio, la Commissione europea, dopo una lunga consultazione che in realtà era terminata già da un po' di tempo, a giugno del 2020, poi la Commissione si era prudentemente presa un po' di tempo in considerazione anche della evoluzione del quadro epidemiologico, che evidentemente ha imposto a tutti altre priorità. Dicevo, al termine di questa lunga consultazione, la Commissione la scorsa settimana ha pubblicato una proposta di direttiva che modifica quella attualmente vigente, cioè la numero 95 del 2014, in tema di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, con l'obiettivo di migliorare la rendicontazione di sostenibilità per contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario che sia pienamente sostenibile e inclusivo, secondo quelli che sono gli obiettivi ai quali tu stesso, Pierluigi, facevi riferimento in premessa, stabiliti, condivisi a livello di Nazioni Unite e che molto più concretamente sono poi declinati nella pianificazione europea e ormai anche nazionale con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma a livello europeo con il noto Green Deal di matrice comunitaria.
Su questo punto della nuova proposta di direttiva e quindi della direzione verso la quale andiamo e anche degli strumenti ai quali come sistema Confindustria stiamo cercando di fare riferimento per accompagnare le imprese in questo percorso evolutivo, tornerò più avanti su questi punti. Nel frattempo volevo soffermarmi su un concetto che credo possa essere considerato un po' cardine in questa materia e che è stato declinato nel 2019 all'epoca dell'ultimo aggiornamento del codice di autodisciplina, cosiddetto codice di corporate governance, il codice di autodisciplina applicabile alle società quotate e dunque a uno standard, come dire, elevato di riferimento nel nostro panorama societario, che è il concetto di successo sostenibile. In maniera un po' criptica e probabilmente anche ellittica, il codice fa riferimento nelle sue premesse a questo concetto come criterio guida per la governance aziendale da qui in avanti, sostanzialmente, perché è da quest'anno che il nuovo codice sta iniziando a trovare applicazione. Ne vedremo gli effetti nelle relazioni sulla corporate governance. Le società quotate hanno pubblicato, si apprestano a pubblicare o pubblicheranno da qui al 30 giugno, quando si concluderà la stagione assemblea. Questo concetto credo però possa essere concretamente declinato e possa aiutare le imprese e gli imprenditori a comprendere meglio cosa c'è realmente in questo mondo, con una schematizzazione che io mi permetto di proporre, che è fatta sostanzialmente di 2 contenuti essenziali, di 3 impatti essenziali e di una leva fondamentale attraverso cui poter agire, quindi 6 punti complessivamente. Quali sono i 2 impatti essenziali che il concetto di successo sostenibile ha sull'organizzazione aziendale? Anzitutto l'idea della creazione del valore nel medio-lungo termine. Quindi la direzione verso la quale fare oggi business sostenibile significa fare un business che sia in grado di produrre valore non nel breve termine ma nel medio-lungo termine. Il secondo contenuto essenziale è, fermo restando il baricentro sullo shareholder value, cioè sul fare profitti, e ci tengo molto a sottolineare questo aspetto, fermo restando il baricentro su questo, è chiaro che oggi fare business sostenibile significa riuscire a contemperare di più e meglio l'interesse degli azionisti con una serie di interessi altri che genericamente, sinteticamente, prosaicamente definiamo i cosiddetti interessi degli stakeholder, e che evidentemente sono un perimetro al quale più o meno variamente il nostro sistema imprenditoriale, con cui il nostro sistema imprenditoriale più o meno variamente è abituato a confrontarsi, soprattutto in realtà come quella di Verona, sono realtà imprenditoriali molto spesso fortemente connesse alla comunità territoriale di riferimento, ma che oggi evidentemente assumono una connotazione più larga e profonda, perché questi interessi altri coinvolgono, oltre alle comunità, anche il mondo del lavoro, le tematiche ambientali, ma direi soprattutto tematiche un po' meno frequentate nei nostri stabilimenti, come il rapporto con le catene di fornitura e ovviamente anche diciamo le relazioni con il rapporto con le catene di fornitura e ovviamente anche le relazioni con il mondo del credito, il mondo della finanza, secondo un'ottica che si viene come dire, progressivamente evolvendo in una direzione che deve anch'essa tener conto di questo nuovo scenario, di questo nuovo modo di fare business che in qualche modo si sta facendo largo, e anche con le tendenze di consumo.
alle quali pure faceva riferimento nel suo intervento il dottor Corsini. Quindi creazione del valore nel medio-lungo termine e migliore contemperamento tra interessi degli azionisti e gli interessi degli stakeholder, i due contenuti essenziali. I 3 impatti essenziali possono essere sintetizzati in questo modo. Migliore e diversa comunque gestione dei rischi e dei controlli interni, e qui è richiesta a tutte le imprese una evoluzione sul piano organizzativo. Lasciamo stare le sofisticazioni applicabili alle grandi imprese quotate o comunque alle imprese che hanno avviato un percorso di apertura al mercato dei capitali esterni e che sono tenute a dotarsi di determinati assetti di controllo interno, ma se guardiamo anche più prosaicamente, più o meno prosaicamente in realtà, all'evoluzione normativa di un corpo legislativo applicabile a tutte le imprese con il nuovo codice della crisi, lì troviamo l'espressa formalizzazione dell'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, e anche questa espressione di un diverso modo di concepire il rapporto con l'organizzazione aziendale, che mette al centro per l'appunto il profilo della gestione dei rischi e dei sistemi di controllo interno. Secondo impatto è sulle remunerazioni, perché è chiaro che le remunerazioni degli amministratori, dei dirigenti, delle prime linee, dei dirigenti strategici debbono tener conto di questa esigenza di creazione del valore nel medio-lungo termine. Il terzo impatto essenziale è, e qui entriamo nelle dinamiche vive del fare business, è la necessità di integrare gli obiettivi di sostenibilità nella pianificazione industriale, quindi nelle strategie e anche nei piani industriali. Quando significa integrare gli obiettivi di sostenibilità, significa tener conto che diciamo, determinate leve, determinati punti di caduta debbono essere considerati rilevanti nel momento in cui si stabiliscono budget, obiettivi da raggiungere, tempistiche per raggiungerli. Voglio dire che tra i soggetti e tra i capitali da remunerare oggi non c'è più soltanto il capitale monetario, non c'è più soltanto l'azionista, ma rimane al centro evidentemente l'esigenza, noi di questo siamo profondamente convinti, la migliore etica di impresa rimane ancora oggi fare profitti, ma tra i capitali da remunerare ci sono anche questi capitali altri che sono quelli riconducibili a questo mondo degli stakeholder, tra cui ovviamente anzitutto un capitale immateriale per definizione che è l'ambiente, ma anche il rispetto di determinati diritti, determinate prerogative che vanno dal mondo del lavoro piuttosto che a come il mondo del lavoro viene gestito dai propri fornitori, piuttosto che come evidenziavo prima, il rapporto che si riesce a instaurare con il mondo dei fornitori e più in generale del credito. La leva essenziale, e qui chiudo questa schematizzazione, qual è? Riuscire a dialogare meglio con il mondo esterno. Riuscire ad attivare dei canali di interlocuzione anche con il mondo degli stakeholder. E qui viene in gioco fondamentalmente il tema della rendicontazione di sostenibilità, che non dovrebbe essere vissuta come l'ennesimo nuovo onere, ma come non dico un'opportunità, ma un canale, una leva appunto da utilizzare per dialogare di più e meglio con questi mondi. Perché bisogna farlo? E il dottor Corsini da questo punto di vista ci ha dato delle indicazioni utili, partendo da esempi concreti. Io direi che il perché bisogna farlo, prima ancora che nelle regole, sta in ragioni di mercato. E queste ragioni di mercato sono riconducibili fondamentalmente a 2 istanze. L'approvvigionamento finanziario, e quindi il rapporto con il capitale di credito. Andiamo in una direzione nella quale sarà oggettivamente più complicato interloquire con i detentori del capitale se non si sarà stati in grado di dimostrare come dire, un'attenzione nei confronti di questo nuovo modo di fare business, di questo modo più che diverso direi nuovo ed evoluto.
L'altra ragione di mercato sono le preferenze dei consumatori, che si stanno, e anche su questo il dottor Corsini ci ha dato indicazioni utili, rapidamente evolvendo verso questa sensibilità. Mi è capitato di sentire primari imprenditori della nostra industria tessile nazionale dichiarare in maniera anche preoccupata diciamo, l'esigenza e l'urgenza di ridisegnare, ripensare le proprie collezioni in funzione di come dire, una connotazione green di queste stesse produzioni, avendo anche la difficoltà di riuscire a immaginare come materialmente fare, approcciare questo obiettivo. Evidentemente ho citato non a caso un settore che potrebbe sembrare molto lontano, no? da determinati standard verdi ai quali siamo solitamente abituati a pensare. Poi c'è certamente un terzo perché che non è di mercato, ma condiziona molto i perché di mercato, che è dato dagli obiettivi che l'Unione Europea e le Nazioni Unite hanno imposto ai regolatori nazionali, e sono obiettivi ormai molto stringenti sia dal punto di vista dei cambiamenti climatici e sia da questo conseguentemente in termini di diversificazione e riconversione delle fonti di approvvigionamento energetico. Scadenze da qui al 2030 e poi al 2050 alle quali tutti i paesi, sicuramente tutti i paesi europei dovranno riformarsi e che imporranno stanno già imponendo delle modifiche normative, degli interventi correttivi funzionali a rendere possibile il raggiungimento di questi target e che ovviamente condizioneranno anche da un lato il modo di produrre, dall'altro il modo di approvvigionarsi di credito, dall'altro ancora il rapporto tra il mondo della produzione e il mondo del consumo. Dunque la rendicontazione di sostenibilità rappresenta una possibile leva, un possibile canale di interlocuzione con questi mondi, forse il principale canale di interlocuzione. La nostra idea su questo è che, e qui veniamo anche al dibattito che c'è in corso con le istituzioni europee, solo a livello di Confindustria ma anche a livello di Business Europe, la nostra idea è che però questa evoluzione debba partire dalle leve di mercato ed essere accompagnata secondo criteri che privilegino quelle leve. La Commissione europea da questo punto di vista segue un approccio invece un po' più ondivago, perché se da un lato con la nuova proposta di direttiva sulla rendicontazione non finanziaria allarga sì il perimetro ma lo fa con una certa gradualità, dall'altro propone interventi che vanno oltre l'aspetto della rendicontazione di sostenibilità e incidono invece, potrebbero incidere in modo molto significativo e diretto con criteri e vincoli di carattere normativo sull'organizzazione d'azienda e sui rapporti tra l'impresa e le supply chain, le proprie catene di fornitura. Questo approccio basato su obblighi giuridici e anche addirittura su un'integrazione dei doveri e su un appesantimento dei doveri fiduciari degli amministratori rischia, dal nostro punto di vista, di irrigidire un percorso evolutivo che invece finora sta avendo una sua connotazione, diciamo, molto diversificata anche a seconda dei settori e delle dimensioni d'azienda, può creare dei problemi anche in termini di level playing field internazionale, sul piano della competizione internazionale, e rischia anche, se spinto all'eccesso, e questo per noi è, diciamo, il muro da non valicare mai, di far venir meno la tradizionale distinzione alla quale noi siamo abituati a pensare e che non dovrebbe dal nostro punto di vista mai venir meno, la fondamentale distinzione tra ciò che è mondo profit e ciò che è mondo non profit, perché è opportuno ed è necessario che questi due mondi continuino a essere regolati da norme diverse e a perseguire obiettivi profondamente diversi, sebbene meno diversi che in passato. Vengo velocemente ai contenuti di questa nuova proposta di direttiva. La proposta di direttiva sostanzialmente allarga il perimetro delle imprese obbligate a redigere la rendicontazione di diciamo, quella che oggi chiamiamo
rendicontazione non finanziaria e che con la nuova direttiva dovremmo chiamare rendicontazione di sostenibilità. Come sapete oggi questo obbligo esiste soltanto per i cosiddetti enti di interesse pubblico e rientrano in questa definizione le imprese con un numero di dipendenti superiore a 500 e che appartengano a determinate categorie, quindi fondamentalmente banche, assicurazioni e imprese quotate. Con la nuova definizione invece noi avremmo un obbligo per tutte le imprese grandi, secondo la tradizionale definizione europea, a prescindere dal fatto di essere o meno quotate, anzi l'essere quotato rappresenterà un fattore per rientrare nell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità a prescindere dalle condizioni, sul presupposto che la quotazione in qualche modo rappresenta un fattore di per sé di diversa e più innovativa e per certi aspetti anche da questo punto di vista più proficua interlocuzione soprattutto con il capitale di credito. Richiede una verifica sul contenuto di queste informazioni per evitare il fenomeno del greenwashing al quale tu stesso Pierluigi facevi riferimento. Questa non è una grossa novità perché in Italia noi abbiamo già recepito la direttiva del 2014 prevedendo la cosiddetta revisione da parte di un soggetto terzo e indipendente. Scusate, introduce dei requisiti di rendicontazione più dettagliati e l'obbligo di rendicontare secondo degli standard stabiliti dall'Unione Europea. Questo è un punto molto discusso perché a livello internazionale c'è anche una battaglia in corso tra chi debba stabilire gli standard di rendicontazione, se debba essere l'EFRAG e quindi diciamo sostanzialmente la Commissione Europea, piuttosto che la fondazione IFRS, che è quella che emette, come noto, i principi contabili internazionali, cosiddetti IAS. Richiede alle imprese direttiva dice di taggare su internet queste informazioni di sostenibilità che vengono pubblicate. Quindi diciamo fa evolvere e amplia il perimetro soggettivo soprattutto, ma per certi aspetti anche oggettivo dell'attuale disciplina. C'è una notizia positiva ed è anche una cosa che noi avevamo fortemente richiesto: ci sarà una certa gradualità per l'implementazione di questo nuovo sistema che entrerà a regime sostanzialmente a partire, almeno questa è la proposta della Commissione Europea, a partire dal 1° gennaio 2026. Anche perché i nuovi principi di rendicontazione dovranno essere approvati sostanzialmente entro la fine del 2023. Non esprimo una valutazione specifica su questa proposta, chiaramente ha le sue luci e le sue ombre. Per certi aspetti la Commissione ha cercato di tener conto di alcune esigenze che l'industria europea aveva evidenziato, soprattutto, ripeto, quelle di gradualità e di proporzionalità. In generale l'approccio basato sulla rendicontazione, sulla trasparenza, è un approccio compatibile con le regole del mercato. Ripeto, sono approcci che incidono sul modo di fare business, che invece lo sono molto meno, e quelli sono approcci rispetto ai quali noi, ma in generale il sistema delle imprese europeo è in questa fase storica abbastanza sulle barricate. Siamo radicalmente contrari a quegli approcci. Mi riferisco ad esempio alla consultazione sulla corporate governance sostenibile e sulla due diligence delle supply chain, che pure sono proposte che la Commissione Europea ha in animo di lanciare nei prossimi mesi e che sono in questa fase in consultazione con gli stakeholder, con le associazioni di categoria a livello ovviamente europeo e anche nazionale. Cosa ha fatto Confindustria oltre a lavorare sul fronte regolatorio in questi anni? Facevi prima riferimento tu, Pierluigi. Esiste un gruppo tecnico dedicato alla responsabilità sociale d'impresa che già un paio d'anni fa si prese cura di elaborare, mi avvio a concludere, delle linee guida, un documento dal titolo Le informazioni non finanziarie per le piccole e medie imprese, liberamente disponibile sui nostri siti, un documento che aveva e ha tuttora la finalità di fornire alle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, che vogliano
volontariamente accostarsi a queste tematiche, perché ad oggi rimane una opzione volontaria per queste imprese, strumenti manageriali e organizzativi aggiornati per comunicare in modo trasparente il proprio impegno sui temi della sostenibilità. Questo documento analizza i principali benefici che una piccola e media impresa può conseguire da una corretta rendicontazione, ripeto, volontaria delle cosiddette informazioni non finanziarie, benefici riconducibili fondamentalmente a 6 aree: brand reputation, mitigazione dei rischi finanziari e non finanziari, accesso al mercato del credito, miglioramento della relazione con il mondo HR, legittimazione sociale e rapporto con gli stakeholder, intesi soprattutto in questo senso come catene di fornitura e mondo dei fornitori più generale. Dopodiché il documento guida l'impresa nella costruzione di una rendicontazione non finanziaria, fondamentalmente articolando questo percorso in 3 step. Cioè, si ritiene che per fare un buon lavoro l'impresa debba, punto primo, procedere a una sorta di self-assessment per comprendere il grado di attenzione e di consapevolezza che attualmente l'impresa ha su determinate tematiche, su queste determinate tematiche. La seconda fase invece riguarda più specificamente quali tipologie di informazioni debbono essere rendicontate, quindi come queste informazioni vanno raccolte, come vanno poi articolate in sede di compilazione di una sorta di bilancio di sostenibilità, e di che tipo di informazioni stiamo parlando. Fondamentalmente il documento individua 8 aree tematiche: governance e compliance, performance economica, economia circolare, gestione ambientale, persone, rapporti di lavoro e diversità, responsabilità verso clienti, fornitori e catene di fornitura e rapporti con comunità locale e territorio. L'approccio applicativo proposto è un approccio che differenzia come dire, gli standard, tra virgolette, ipotizzati per le micro e piccole imprese da un lato e le medie imprese dall'altro, e per l'appunto la terza fase è riservata proprio alle medie imprese, perché si individua in questa guida una sorta di raccordo tra questo schema volontario che la guida stessa ipotizza e, attraverso questi 8 ambiti tematici, e le specifiche informazioni che invece la direttiva 95 del 2014 prevede per la costruzione di un vero e proprio bilancio di sostenibilità, di una vera e propria rendicontazione non finanziaria, così da guidare l'impresa che volesse volontariamente predisporre un suo bilancio, un suo strumento di rendicontazione non finanziaria coerente con la direttiva europea, a farlo partendo dall'esperienza maturata in attuazione di questa guida volontaria. Il percorso che è stato avviato qualche anno fa prosegue, perché anche la Presidenza Bonomi ha confermato questo gruppo tecnico sulla responsabilità sociale d'impresa. All'epoca era guidato da Rossana Revello, adesso è guidato da Cristina Bombassei, e tra gli obiettivi del nuovo gruppo tecnico c'è proprio quello di lavorare sui profili della formazione e della cultura manageriale su questi temi da un lato, e sulla sensibilizzazione e informazione del sistema associativo dall'altro, attraverso una serie di iniziative che passeranno anche per momenti di confronto, di approfondimento e di informazione come quello di oggi, soprattutto ove, come è prevedibile, dovremo fare i conti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con una disciplina più ampia e articolata in materia di rendicontazione e sostenibilità. Grazie. Grazie a te Antonio, grazie della carrellata che ci ha fatto fare un passaggio tra presente e futuro, perché oltre a essere una materia in evoluzione è anche una materia normativamente in evoluzione, per cui ancora di più, ascoltando, mi veniva in mente come parlare e trattare i temi di sostenibilità per le aziende sia un gioco di equilibrio tra diversi mondi. Da una parte equilibrio tra creazione del valore nel breve termine, per cui
breve e creazione di valore nel lungo termine, equilibrio tra le esigenze commerciali e le esigenze normative, quelle poche di oggi e quelle molte di domani, per cui è bene saperlo cosa sta succedendo, è bene sapere dove sta andando la normativa, di modo che laddove si facciano oggi delle scelte guidate meramente da interessi commerciali o di immagine, di brand reputation, è bene tener conto anche di dove sta andando la normativa, perché così si faranno scelte coerenti già con degli obblighi che da domani potrebbero essere cogenti. E poi l'equilibrio tra il breve e il lungo periodo secondo me è veramente una chiave di lettura, perché alle volte parlando con le imprese, con gli imprenditori, ci capita di sentire non detta la domanda, ma alla fine, ma perché devono essere le aziende a occuparsi di sostenibilità? E il perché sono tanti, il perché sono tanti. Un primo perché è perché occuparsi di sostenibilità risponde alle esigenze e agli obiettivi delle imprese, sia nel breve che nel lungo termine. Alla fine quali sono gli obiettivi delle aziende? Nel breve termine è sopravvivere e remunerare i fattori della produzione, il lavoro, il capitale, remunerare il rischio imprenditoriale. Nel lungo termine è sopravvivere, che quella è sempre una cosa a cui non è prescindibile, e crescere. Ed è chiaro che se devo remunerare i fattori nel breve, devo sopravvivere nel lungo, devo creare la possibilità di crescere, non posso prescindere dal contesto, non posso prescindere da quello che mi chiedono i consumatori, non posso prescindere dalle tecniche produttive che vengono condizionate da scelte normative e da scelte sociali. Per cui è chiaro che sono le aziende a doversi occupare di sostenibilità, anche perché la forza d'urto che hanno le aziende nel guidare il cambiamento non ce l'ha nessun altro operatore. È chiaro che sia i governi possono dare indicazioni, il pubblico può dare le preferenze, ma poi il cambiamento reale lo possono fare quelli che hanno le leve della tecnologia, che in larga misura sono le imprese. Per cui sì, era essenziale sapere anche dove stiamo andando, era essenziale avere un'idea del punto di partenza, del punto verso cui ci stiamo avviando, perché così possiamo magari attrezzarci un po' meglio. Ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, della disponibilità, e ci sentiamo in seguito. Grazie a voi. Vado avanti 2 minuti e prima di passare alla parte di esperienziale dei nostri 2 ospiti, delle nostre aziende, vorrei fare un attimo un punto della situazione per indicare un percorso che è emerso dalle 2 relazioni che ci sono state fino adesso, e soprattutto che tenga conto delle indicazioni che ci ha dato il collega Matonti sulle linee guida. Perché una chiave di lettura che ci dà, passiamo anche alla prima slide, è che il percorso che devono fare le aziende è un percorso essenzialmente circolare, continui ad andare in loop, per cui si parte chiaramente dall'autovalutazione, si passa alla definizione di un piano strategico di azione per declinare delle linee di indirizzo e si arrivi alla rendicontazione, ma quello è un nuovo punto di partenza, perché poi bisognerà nuovamente riguardarsi dentro, modificare e rendicontare. E in tutto questo le linee di guida di Confindustria possono sicuramente essere una valida guida di aiuto. Come ci ha detto, passiamo anche alla successiva, come ci ha detto Antonio Matonti, le aree di analisi sono queste, le ho riportate scritto perché una delle domande che spesso ci arrivano è: ma da dove parto? Cioè, se voglio approcciare il tema della sostenibilità, a cosa devo guardare? Laddove soprattutto il mio tipo di attività sia lontano da quello che tendenzialmente viene identificato come sostenibilità, che è il mondo green. Ma sono molte le aree di analisi, sono molti i temi a cui posso guardare, e questa varia declinazione che Confindustria utilizza, allineandosi poi agli standard internazionali di maggior diffusione, semplificandola quantitativamente e qualitativamente, e andiamo avanti con le slide, ci può dare una chiave di lettura. La successiva ci dimostra che il passaggio da attività interna ad attività normata è veloce, perché oggi siamo alla fase del mi guardo dentro da solo, oggi siamo alla fase del mi guardo dentro
e decido io cosa rendicontare all'esterno, ma sempre più ci stiamo avvicinando a quel mondo che è la rendicontazione non finanziaria, che oggi è prevista soltanto per le grandi imprese e soltanto all'interno di determinati settori, come ci ha detto l'avvocato Matonti, ma che sempre più e sempre più velocemente passerà a interessare altri soggetti. Da ultimo, per darvi un'idea più visiva, perché mi è capitato alle volte di parlarne delle linee guida, ma mi rendo conto che è più semplice vederle, passerei alla slide successiva e poi anche velocemente a quella dopo. Ve le faccio vedere. Queste sono le linee guida elaborate da Confindustria per la rendicontazione e sostenibilità per le PMI. Ce l'ha descritte l'avvocato Matonti, ma ci tenevo a farvi vedere esattamente come sono, perché dà un po' l'idea del fatto che sia uno strumento immediatamente operativo. Passiamo alla successiva. Come ci diceva, il primo punto è il self-assessment, e questo vuol dire che le linee guida mi danno delle schede, questa è una, ne abbiamo presa una, dove ad ogni ambito di attività, prendiamo l'ultimo, la responsabilità ambientale, mi guida attraverso una serie di domande per capire dove sto. L'azienda rispetta le normative ambientali, l'azienda misura le emissioni aziendali relative all'inquinamento ambientale, vengono misurate le emissioni di CO2. Questo è ripetuto per tutti gli 8 ambiti di attività, mi consente di capire attraverso delle domande semplici, delle domande concrete, a che punto sono. E passiamo alla successiva. Dopo aver capito dove sono, posso andare a vedere, e qui è il secondo allegato delle linee guida, per cui la seconda serie di schede che mi vengono fornite, un passo ulteriore: dove sono, cosa voglio comunicare, come posso comunicarlo, chi è ragionevole che lo faccia e quali sono gli obiettivi delle Nazioni Unite a cui posso agganciarmi anche in chiave comunicativa. Per cui, prendiamone uno ad esempio, gli investimenti in materia di innovazione e ricerca. Mi si chiede cosa voglio comunicare, mi si propone di descrivere le attività sviluppate in ricerca e innovazione anche realizzate in maniera implicita, mi si chiede come posso comunicarlo, quali indicatori posso valorizzare, per cui mi si propone di descrivere gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, indicare il numero di persone dedicate all'attività di ricerca. Mi si dice per chi è ragionevole o da chi è lecito aspettarsi questo tipo di comunicazione, per cui non dalla micro, forse dalla piccola, sicuramente dalla media impresa, e poi a quale obiettivo dell'ONU posso fare riferimento nella mia comunicazione. Da ultimo, e passiamo alla slide successiva, e l'ultima, mi si dice: guarda che se già fai comunicazione, tieni conto del fatto che i temi in tema di comunicazione di sostenibilità sono riassumibili anche alla luce degli obblighi di rendicontazione non finanziaria, che come abbiamo detto oggi sono per pochi, domani saranno per molti, per cui è possibile per chi fa già una comunicazione di sostenibilità, un bilancio di sostenibilità, fare una sorta di riclassificazione, un po' come facciamo la riclassificazione finanziaria del bilancio civilistico, anche della comunicazione di sostenibilità, per fare in modo che la nostra comunicazione sia sempre più comparabile. E anche questo è un tema che sempre più, secondo me, prenderà importanza nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché il consumatore e lo stakeholder, la banca e il finanziatore, vorrà sempre più poter fare comparazione tra le comunicazioni di soggetti diversi, e per cui chiederà l'utilizzo di standard chiari e comparabili. Mi fermo qui con questa carrellata e direi che passiamo velocemente alla seconda parte del nostro incontro, in cui abbiamo invitato 2 aziende del territorio, 2 nostre associate, a raccontarci la loro declinazione di sostenibilità. La prima azienda che abbiamo coinvolto è la ISAP Packaging. Abbiamo con noi il dottor Marco Boni, il direttore marketing e relazioni esterne, di un'azienda che si occupa di plastica, per cui di quella che nell'immaginario collettivo non è, diciamo, il tipo di azienda, il tipo di ambito che associamo intuitivamente al settore sostenibilità. Poi invece, parlando con il dottor Boni, mi è capitato qualche volta di sentirlo, ci si rende conto che c'è molto di più e che la loro azienda ha una storia interessante da raccontarci. Lascerei a lei la parola e buona chiacchierata. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi sentite, vedete tutto quello che c'è da vedere e non vedete quello che non c'è da vedere? Perfettamente. Molto bene.
Molto bene. Sì, l'ha detto lei, dottor Magnanti. Io infatti mi complimento per il suo coraggio, perché effettivamente chiamare il direttore marketing e relazioni esterne di ISA Packaging a parlare di questo tema, scegliere e comunicare la sostenibilità, può sembrare un po' come, vabbè, uso un luogo comune, trito e ritrito, un po' come chiamare buon vecchio Dracula a fare il presidente dell'associazione dei donatori di sangue. E quindi per questo magari scegliere e comunicare la sostenibilità per noi è impossibile. Ma perché? Perché questa azienda, per chi non la conosce, ISA Packaging, è un'azienda di Verona, abbiamo anche altre sedi, ma la sede principale a Verona, produce soprattutto packaging e stoviglie monouso in plastica e non solo. Quindi tutto ciò che in un'accezione di sostenibilità o quantomeno di sostenibilità come è percepita adesso, significa, se vogliamo, un po' il demonio. Quindi come facciamo noi a parlare di sostenibilità? È impossibile, facciamo un prodottaccio che inquina, che va nei mari, nei fiumi, e quindi zitti e, e cambiate aria se volete, ma non è così, non è così, perché in realtà questa azienda, come altre di questo settore, volente o nolente, è da tanto tempo impegnata in un percorso di sostenibilità. E prima si parlava di rendicontazione, di sostenibilità, si citava lo standard più famoso secondo cui fare dei report di sostenibilità, il metodo GRI, e bene, udite udite, dal 2017 ISAP, prima nel settore, stende un proprio report di sostenibilità, fatto con tutti i crismi. E dentro questo report, dentro e dietro questo report, ci sono dei dati anche abbastanza importanti, consentitemi, ma c'è della sostanza, ci sono fra le altre cose 40 milioni di euro di investimenti in un arco temporale di 4 anni, gli ultimi destinati tutti all'innovazione tecnologica e alla transizione verso nuovi materiali, perché sapete, sembra che la plastica non vada più bene, la si debba cambiare, quindi ok, facciamo questa transizione e prendiamo in considerazione anche altre opportunità, fermo restando che questa azienda è dal millennio scorso che studia e tenta e applica nuovi materiali, per cui ad esempio i biopolimeri per le proprie produzioni. Poi noi siamo impegnati in una formazione continua a tutti i livelli, che significa anche incidere positivamente sulle problematiche di incidenti e infortuni aziendali. Siamo impegnati in azioni di efficientamento energetico, stiamo lavorando per un impianto di trigenerazione. Abbiamo nel corso degli ultimi anni formato 3 figure interne che sono degli LCA experts. Spiego meglio che cos'è questa cosa, perché poi di LCA si parla tanto e in effetti è un po' una chiave di volta di tutti i discorsi sulla sostenibilità, perché semplicemente si tratta con l'analisi LCA di andare ad analizzare quello che è l'impatto ambientale di un prodotto, di un processo, di un'intera azienda o di un servizio lungo tutto il suo ciclo di vita, entro confini ben definiti e con delle metodologie ben determinate secondo anche delle norme internazionali. Ebbene, ci siamo presi la briga di, e abbiamo investito per questo, di formare delle persone che sono in grado di lavorare con questa logica sul processo e sul prodotto, fra l'altro in conformità con quanto viene richiesto da parecchi dettami della stessa Commissione europea. Ma di più ancora, sembra quasi paradossale, ma addirittura abbiamo realizzato un laboratorio che è associato all'azienda, specializzato in attività di analisi e verifica sul contatto alimentare e sui materiali destinati al contatto alimentare, che è accreditato per tutta una serie di prove, che significa che le prove che fa questo laboratorio hanno valore legale. Ma soprattutto, e per quello che più interessa il discorso sulla sostenibilità,
questo laboratorio è in grado addirittura di proporsi all'esterno per lo sviluppo di metodi e piani di analisi e di controllo dei prodotti e dei processi, metodi e piani per il controllo di qualità. Questo laboratorio e le persone molto competenti che lavorano nel laboratorio sono in grado di dare assistenza legislativa, formazione e ultimo, ma non meno importante, anzi per il tema di cui stiamo parlando forse è la cosa chiave, addirittura da un contesto che è un contesto di un'azienda che produce prodotti, uso ancora i termini, demoniaci, da questa azienda nasce la possibilità di proporre all'esterno, quindi a altre aziende, il metodo, il know-how, le competenze per andare a fare a loro volta dei report di sostenibilità, degli studi sull'impatto ambientale del ciclo di vita, degli EPD di prodotto. Gli EPD di prodotto, vale la pena ripeterlo, sono a loro volta delle etichette ambientali, sono delle sorte di certificati che testimoniano oggettivamente qual è l'impatto ambientale del singolo prodotto e come esso viene costruito con delle logiche appunto di riduzione dell'impatto stesso. E quindi crediamo, e i dati in qualche modo ce lo confermano, che questa azienda, il suo percorso verso la sostenibilità lo stia assolutamente compiendo. È nata nel 1962, questo nome ISAP è un acronimo per un bruttissimo, visto ormai a tanti anni di distanza, industria specializzata articoli plastici. Negli anni d'oro della diffusione dei prodotti monouso in plastica, che non sono lontanissimi, è diventata leader europeo nella produzione di bicchieri monouso in plastica. Credo che a tutti sia capitato di sollevare un bicchiere e vedere il nostro simbolino, il nostro nome, magari in vacanza in Messico piuttosto che su un aereo della Lufthansa o in posti anche impensati. E oggi, ecco, oggi il nostro percorso e la tappa a cui siamo arrivati è un po' raccolta in questa che è una, chiamiamola, dichiarazione di missione un po' informale della nuova azienda, che ora è parte anche di un gruppo italiano ma con respiro internazionale, per cui questa azienda non è più un'azienda plasticocentrica, ma è un'azienda che ha come obiettivo quella del portare delle soluzioni che siano sostenibili, gradevoli e sicure sono due aggettivi che stanno comunque nel concetto di sostenibili, a tutte le occasioni in cui è necessario bere e mangiare. Quindi anche qui vogliamo sottolineare il fatto che ci occupiamo di prodotti apparentemente banali, ma per una funzione che piaccia o no resta vitale, che è appunto quella dell'alimentazione. E quindi soluzioni più sostenibili, proprio perché in questo momento la nostra azienda è diventata un'azienda multimateriale, anche se comunque per n motivi la plastica ha ancora una parte di rilievo all'interno delle materie prime. Le plastiche tradizionali hanno ancora una parte di assoluto rilievo tra le materie prime che noi andiamo a utilizzare. Quindi mi verrebbe da dire, insomma, io il compito l'ho già fatto, cioè sembrava che non si potesse fare, ci siamo arrivati. Io qui ho anche tanto l'ho stampato dal sito perché non facciamo copie cartacee per non sprecare troppa carta, di bilancio di sostenibilità ultima edizione, molto corposo, zeppo di dati. Chi se lo vuole vedere va sul nostro sito, lo scarica e siamo arrivati. No, non siamo arrivati, non è così semplice la cosa, non è così semplice e credo che questo prodotto e questo percorso si prestino a degli spunti di riflessione legati proprio all'apparente banalità di un bicchiere o di un piatto di plastica. Certamente nell'esperienza successiva della dottoressa Vallotto vedrete uno sviluppo del concetto di sostenibilità più ampio, più bello, sì, di ampio respiro. Però fermiamoci un attimo ai nostri piccoli bicchieri. Allora, io credo che se dico bicchiere di plastica, a tutti viene subito in mente il bicchiere di plastica. Ecco qua, zacchete, il bicchiere di plastica lì sulla spiaggia. Quindi un tema sicuramente ambientale, una sostenibilità non sostenibile,
però certamente i temi ambientali per questi prodotti sono importanti, e tirare via quel prodotto, tirare via quel bicchiere dalla spiaggia è sicuramente un'azione, un impegno sostenibile. Però magari dopo aver pensato a questa situazione uno dice vabbè, bicchiere di plastica, e ti vengono in mente dei momenti di emergenza, ti vengono in mente magari anche dei momenti di felicità, di occasione di incontro collettivo, i concerti e quant'altro, dove invece questi prodotti vengono vissuti con tutt'altro spirito, e sono sicuramente, e siamo sicuramente in questo momento in un ambito che è più sociale, perché effettivamente se c'è un prodotto, mi viene da dire sociale, popolare, è proprio nel bene e nel male il piatto e il bicchiere di plastica. Però, e chiudo il triangolo e mi allargo passando dall'azienda al comparto, beh, qui insomma i numeri non sono certamente quelli del mobile o quelli dell'alimentare, però stiamo comunque parlando di un comparto che è leader assoluto in Europa. Circa il 50% dei piatti, dei bicchieri, delle posate di plastica che girano, o forse è più corretto dire giravano in Europa, erano fatti in Italia. Sono 3.000 addetti diretti, 1 miliardo di fatturato, un flusso di export importante, dati che possono essere grandi o piccoli, relativamente grandi o piccoli, ma che vogliono dire come anche l'aspetto economico è assolutamente fondamentale dietro le quinte, a confermare che la sostenibilità è una cosa abbastanza complessa e che non si riduce ai soli temi ambientali. Però per aggiungere complessità, restiamo un attimo a questi temi ambientali e torniamo all'analisi del ciclo di vita, questo studio LCA dei prodotti. Qui vedete un grafico, in realtà sto facendo una cosa un po' scorretta, perché uno studio LCA va fatto secondo determinati criteri e va comunicato anche secondo determinati criteri. Io estrapolo un grafico solo, lo faccio perché vabbè, non posso fare un'ora di presentazione di questo studio da 130 pagine, e lo faccio semplicemente per dare un'idea e per non arrivare a delle conclusioni che siano assolute. Però mi piace mettere un po' il dubbio rispetto a determinate convinzioni, e il dubbio lo mette questo grafico che vi spiego un po' meglio. Allora, in questo grafico voi vedete 4 gruppi di colonnine, di pile. Ogni gruppo corrisponde a una categoria di impatto ambientale. Quella a sinistra è il global warming, la famosa produzione di gas serra. C'è qualcuno che è convinto che in realtà l'impatto ambientabile sia questo e solo questo, e in realtà non è così, perché oltre al global warming ci sono altre categorie di impatto. Qui ne vedete 3, ad esempio l'ossidazione fotochimica, l'acidificazione e l'eutrofizzazione degli ambienti marini. In realtà ce ne possono essere anche molti altri di categorie di impatto ambientale. Fermiamoci a queste. Ogni piletta colorata rappresenta un tipo di bicchiere diverso, quindi il rosso rappresenta un bicchiere fatto di polipropilene, una plastica tradizionale, il giallo un bicchiere fatto in polistirolo, che è un'altra plastica tradizionale, il verde un bicchiere fatto in cartoncino ricoperto di un lieve film plastico, il verde, scusate, l'azzurro, il bluetto, un bicchiere in vetro. Cito per ultimo l'azzurro, che vedete che ha in tutti e 4 i casi la pila più alta e che intuitivamente fa pensare che sia il prodotto che ha l'impatto ambientale mediamente superiore, così è, perché quel prodotto azzurro lì è il bicchiere fatto in bioplastica. Beh, il pensiero dominante porta, credo, per chi si occupi di queste cose e non abbia sentito parlare, a credere che assolutamente le plastiche tradizionali sono più impattanti delle bioplastiche. A vedere questo grafico non sembra. In realtà questo grafico, ripeto, fa parte di uno studio che arriva comunque a una conclusione sostanzialmente analoga a quella che ha detto, cioè mediamente parlando l'impatto ambientale dei prodotti in bioplastica è superiore ad oggi a quelli in plastica tradizionale, però questo studio dice anche tante altre cose. Dice ad esempio che la superiorità del bicchiere riutilizzabile in vetro, il classico bicchiere in vetro, c'è, però vedete che non è così evidente, anzi ci sono almeno un paio di categorie in cui il bicchiere in vetro
se la gioca con i bicchieri in cartoncino ricoperto di plastica. E ancora, qui ci sono 4 categorie di impatto, però se io andassi a prendere altre categorie di impatto, come ad esempio il consumo di suolo oppure il consumo di acqua, vedreste che in una situazione del genere addirittura il bicchiere in vetro è perdente rispetto a altre soluzioni, fra le quali anche i bicchieri in plastica. Questo per dire che le cose non sempre sono così come sembrano e che bisogna effettivamente distinguere, andando ai dati, la realtà dall'apparenza. Resta ancora sulla componente ambientale della sostenibilità, per citare un altro esempio che dice come, perdonatemi, non andrebbero fatte le cose. E mi riferisco alle posate monouso e mi riferisco con questo alla famosa direttiva SUP, la direttiva europea di recente attuazione di implementazione, che è dedicata appunto ha come obiettivo la limitazione dell'impatto ambientale di alcune categorie di prodotto plastico, fra cui appunto quelli monouso, sull'ambiente, soprattutto sull'ambiente marino in termini di dispersione. Ebbene, la direttiva, fra le altre cose, mette al bando alcuni prodotti. Mette al bando, fra gli altri, le posate di plastica. Tenuto conto che la direttiva, almeno a livello europeo, quindi alla sua origine, equipara assolutamente plastiche con bioplastiche, cosa che invece è proprio notizia recente, l'applicazione nazionale sembra non condividere, sembra l'applicazione nazionale della direttiva in qualche modo tutelare almeno per certe applicazioni la bioplastica rispetto alla plastica, ma lasciamo stare questo, torniamo al caso. Dunque, se la direttiva dice che plastica e bioplastica pari sono, e se dice, e lo dice, che le posate di plastica vanno messe al bando, beh, la domanda è, mi spiegate quali sono le stoviglie o meglio le posate monouso che si possono utilizzare se alternative monouso alla plastica e alla bioplastica oggi non ce ne sono, fatta salvo la posatina in bambù, tanto fighetta, spesso criticata per la sua idoneità alimentare, non lo dico io, lo dicono le verifiche fatte a livello europeo, che peraltro è posata tutta di produzione extraeuropea. Secondo voi una manovra del genere, una mossa del genere, al di là che denota una certa ignoranza di come si muove il mercato europeo, di come è fatto il mercato europeo, premia la sicurezza del consumo alimentare? Secondo voi si possono sempre usare posate riutilizzabili in qualsiasi circostanza, ad esempio concerto di giovanotti da 200.000 persone? Secondo me no. Secondo me questa non è una scelta sostenibile. E quindi ecco, sono partito con questi esempi della sostenibilità ambientale, però mi devo per forza riallargare e torno a ISAP per dire che noi ci preoccupiamo di sostenibilità ambientale, ma ci preoccupiamo di sostenibilità tout court a 360 gradi, perché, e vengo alle circostanze in cui ci troviamo, vengo alla situazione difficile in cui siamo, noi in questa difficile situazione che chiaramente punisce il nostro mercato, perché dicevo i nostri prodotti sono fatti soprattutto per occasioni di consumo collettivo, se c'è una cosa che da 2 anni a questa parte non possiamo fare sono i consumi collettivi, quindi immaginate l'impatto per i nostri fatturati, però manteniamo comunque il livello massimo di rating commerciale, però comunque manteniamo dei livelli di occupazione pre-crisi e in piena epidemia ci è sembrato normale, era già successo, ahimè succede in ogni momento di sfiga, anche se i nostri prodotti non sono prodotti da sfiga, però sono prodotti che nell'emergenza vanno bene, anche durante il picco epidemico dell'anno scorso noi ci siamo ritrovati, e ben volentieri l'abbiamo fatto, a distribuire i nostri prodotti, a mettere a disposizione i nostri prodotti per tutte quelle situazioni di ristorazione di emergenza. Questa immagine è riferita all'ospedale provvisorio che è stato montato a Bergamo, lo ricorderete, con la collaborazione anche di chef pluristellati, e dove gioco forza si dovevano utilizzare delle stoviglie monouso. Noi siamo stati ben contenti di darle, così come siamo stati ben contenti di fornirle a tutte le caserme periferiche dei Carabinieri del Veneto, che non potendo uscire per andare al ristorante, a mangiarsi il panino, al bar, eccetera, come comunque facevano, in qualche modo sono stati aiutati anche da questo. Piccole cose forse,
ma sono comunque delle piccole cose sostenibili. E quindi, e arrivo già alla fine, dicevo, io non credo di poter arrivare a parlarvi della comunicazione che abbiamo fatto e che facciamo, e forse poco importa anche questo. Io vorrei fermarmi su quelli che sono dei presupposti positivi o negativi che comunque condizionano un po' la comunicazione sulla sostenibilità a mio modo di vedere. Allora, la prima considerazione è che la sostenibilità è una parola un po' schizofrenica, perché sostenibilità è una parola che ti sa tanto di prati verdi, bellissima, che figata, siamo sostenibili, eccetera, e poi alla fine, anche per quello che ci siamo detti fino adesso, la sostenibilità è comunque anche una variabile competitiva, come può essere il costo del prodotto o altre cose molto meno poetiche. E sulla sostenibilità, o magari anche sulla apparente sostenibilità o addirittura sul greenwashing, si giocano molte battaglie commerciali e molto pesanti, quando non addirittura anche battaglie politico-economiche fra interessi di stati o addirittura di gruppi di stati diversi. In ogni caso, detto questo, non lo ritengo io, ma credo che tutto quello che si è detto fino ad ora porta a pensare che la sostenibilità, prima di tutto, non è un equilibrio stabile, ma tende a essere un punto di compromesso, soprattutto perché è un compromesso fra diverse variabili che tendono un po' ad impattare fra loro. E questo equilibrio è instabile perché la situazione cambiano, gli stakeholders, o per meglio dire i gruppi di interesse, cambiano nei loro interessi, e questo condiziona l'equilibrio della sostenibilità. E questi cambiamenti e la velocità di questo cambiamento riguarda sia i rapporti tra le tre variabili chiave, ovvero la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sia più specificatamente tra le microvariabili i rapporti tra le microvariabili che ci sono all'interno di questi grandi gruppi. Torno a bomba al discorso della sostenibilità ambientale. Vi dicevo 14 categorie di impatto. Oggi va tanto di moda la produzione di gas serra e riscaldamento globale. Vi posso assicurare, ci rivedremo fra 5 anni, che fra 5 anni forse il consumo d'acqua sarà molto più importante di quello che oggi è il riscaldamento globale, perché l'acqua è destinata a diventare sempre più una risorsa esauribile, parzialmente esaurita, e quindi, ahimè, spiace dirlo, ma nello scegliere tra il produrre più gas serra o consumare meno acqua, forse la risposta non sarà la risposta che si potrebbe dare adesso. E questo punto è collegato a un altro punto: ma chi è che decide quali sono le priorità? Chi è che lo decide? Lo decide il dato oggettivo, ma lo decide anche l'apparenza, lo decidono, consentiti, ma anche quelle che sono delle mode, lo decide anche il potere di fuoco dei media, che scelgono quali sono gli argomenti belli, e una volta che hanno sfruttato un argomento magari ne sviluppano un altro. I temi ambientali, ricordo una interessante presentazione del professor Pratesi dell'Università a Roma 3 sul ciclo di vita delle grandi questioni ambientali, e per esempio disegnava il ciclo di vita del famoso elettrosmog e faceva vedere come questa battaglia oggi è ormai in fase calante, faceva vedere come il tema della come si chiama, un lapsus tremendo, dell'olio, delle diverse tipologie di olio che possono venire utilizzate, anche quello è in fase calante. Oggi c'è ad esempio il tema appunto del riscaldamento globale, quindi sono dei trend che cambiano, e di questo cambiamento, quando si fa comunicazione, bisogna tenere assolutamente conto, così come bisogna tener conto di qual è il peso dei vari gruppi di interesse che si muovono nell'ambiente in cui si muove l'azienda, perché è vero che il consumatore, come si diceva prima, fa molto e può fare molto per la sostenibilità globale. È vero che alla fine è l'azienda che muove le pedine della sua sostenibilità, però, e torno al mercato che meglio conosco, che è quello appunto dei nostri prodotti, voi capite bene che nel momento in cui il legislatore, quindi
il decisore politico, il gruppo di interesse decisore politico parte con tutta una serie di norme e le porta avanti come un treno che non si ferma e senza ascoltare nulla e nessuno, evidentemente io devo tenere conto di queste cose. Peraltro devo tenere conto anche della filiera valle, di quelle che sono le richieste della filiera valle. Io posso certamente cercare di portare dei dati oggettivi a favore di un concetto banale, per restare al tema ambientale, cioè che non ci sono prodotti buoni o cattivi, ma ci sono usi giusti e sbagliati per i prodotti. Però poi se il direttore marketing di una grande azienda si fa invaghire dal prodotto fatto in foglia di bambù lavorata a mano nelle notti di pleninunia, vuole quel prodotto lì, o lo prende da me o lo prende da qualcun altro. Quindi ahimè qualche volta a un certo compromesso bisogna piegarsi. Io credo comunque, e per finire, che sia meglio quando ci si impegna in questo tipo di attività e quando si pensa a una comunicazione per la sostenibilità, cercare di concentrarsi su pochi fondamentali, su quelli di cui siamo assolutamente sicuri, su quelli che sappiamo di poter dimostrare, perché poi la richiesta di dimostrazione prima o dopo arriva, sappiamo di poter dimostrare con dei dati il più possibile oggettivi, incontrovertibili e chiari, e poi mi viene da dire, forse utopia, ma io alla mia veneranda età continuo a crederci, che la verità nella comunicazione continua a pagare. Grazie. Grazie a lei, dottor Romboni. Ci ha dato una testimonianza intanto di grande entusiasmo e di grande capacità comunicativa, ma anche del fatto che nulla è impossibile, perché eravamo partiti da una sfida impossibile, parlare di sostenibilità parlando di plastica monouso, e poi abbiamo visto che invece è un assunto completamente sbagliato. Sbagliato per tanti motivi che ci ha raccontato, ma me ne vengono, cioè, mi sembrano particolarmente rilevanti due aspetti. Uno, che le cose cambiano nel tempo, e al di là di quest'ultima considerazione sui valori climatici, sui valori ambientali che cambiano, ma anche le situazioni concrete cambiano, perché la plastica e la plastica monouso nell'ultimo anno ci è sembrata molto meno brutta di quanto ci sembrava 2 anni fa, perché poi abbiamo scoperto che passare un bicchiere di vetro da uno all'altro e bere lo stesso bicchiere in cui aveva bevuto un altro non era un'idea tanto furba in questo periodo. Per cui il monouso, che tanto poco piace, era diventato nuovamente una cosa interessante. L'altro tema che secondo me è assolutamente rilevante è che le aziende hanno la forza di fare investimenti, innovazione e ricerca, perché il legislatore e il sentire comune possono anche dirci che da domani la stoviglia monouso non va più bene, ma poi solo l'azienda è in grado di fare ricerca, investimenti per sostituire o per modificare o per piegare la produzione verso qualcosa che sia più accettato normativamente o socialmente. Ma se non lo fa l'azienda non lo fa nessuno, perché il percorso che state facendo voi e che vi sta portando, che vi ha portato a ridisegnarvi e a riguardarvi sotto un diverso profilo, non lo può fare nessuno che non sia il sistema produttivo. Grazie, siamo andati un po' lunghi, per cui vado velocemente verso l'ultimo intervento. Chiamerei la dottoressa Valotto che ci darà la seconda testimonianza e che parte da un assunto del tutto diverso. ISAP abbiamo detto che è partita da essere il demonio ed è arrivata a dimostrarci che poi è tutt'altro. La cooperativa sociale Quid è un'azienda che nasce sostenibile e che ha la sostenibilità nel DNA. Vediamo se recuperiamo anche in video. Io sono felice appunto di avere l'opportunità di chiudere questo incontro. Noi, come è già stato detto, siamo una realtà giovane, veronese, e nasciamo circolari. Siamo un brand di moda e quindi nasciamo circolari, questo sì, ma in un settore altamente impattante per l'ambiente, e anche, se vogliamo parlare appunto di sostenibilità tout court, anche rispetto a quella che è la sostenibilità umana del lavoro. Ecco, partendo proprio dalla moda, che è un'eccellenza del nostro territorio, e anche in particolare dalla tradizione tessile del nord Italia,
Noi abbiamo voluto ridisegnare la moda e il Made in Italy come uno strumento di impatto sociale che potesse andare a migliorare anche quella che è l'inclusività del mercato del lavoro. Ed è proprio così che nasce Quid. Quid è un'impresa sociale, cooperativa sociale SPA, che offre opportunità professionali a tutte quelle persone che sono a rischio di esclusione lavorativa in Italia. E in particolare, in questo senso, la nostra missione è rivolta alle donne. Siamo un'azienda a leadership femminile e a maggioranza femminile, oltre che leadership femminile. E il fatto che ci sia spazio anche per chi sarebbe altrimenti escluso del mercato del lavoro significa anche che per certi aspetti siamo un'azienda ad altissima diversità, specialmente per quello che riguarda le abilità e le provenienze dei colleghi e delle risorse umane. Attraverso il nostro brand di moda etica, che si chiama Progetto Quid, qui vedete i due loghi, Quid l'azienda e Progetto Quid il brand, andiamo a recuperare eccedenze di tessuti di altissima qualità, li recuperiamo attraverso una rete di una cinquantina di partner che ce li donano in gran parte in kind e in parte a un prezzo simbolico, e li andiamo a trasformare in collezioni di moda o accessori a edizione limitata, perché appunto si tratta di pezze, si tratta di eccedenze, quindi di pezze e di dimensioni tali da non consentire una produzione massiva. E di questo un po' della limited edition abbiamo fatto il nostro DNA. Proprio dall'inizio, perché il nostro è un modello di business che nasce da una visione circolare che noi riassumiamo in questo motto, che è stato un po' la nostra bussola. E nasciamo nel 2013, per darvi qualche riferimento temporale. Nel 2014 diventiamo cooperativa sociale e nel 2019 diventiamo cooperativa sociale SPA, e quindi è stata una crescita verticale ed è stata una crescita che noi crediamo sia stata proprio ispirata e informata da quello che è il nostro motto, il nostro credo, che è che appunto i limiti possono essere punti di partenza. E pensiamo che questo in qualche modo vada a incapsulare il senso di quella che è l'economia circolare, no? Che trasforma quelle che sono esternalità, spesso esternalità negative o esternalità accessorie, in punti di partenza per creare nuovi modelli di business più sostenibili. Ed è proprio così che abbiamo costruito la forza di questo marchio, che è un marchio altamente simbolico, che viene scelto sia dalle clienti B2C che dai clienti B2B con i quali collaboriamo, diverse aziende per cui siamo fornitori etici. Viene proprio scelto perché è un marchio ad altissimo valore simbolico, perché mette assieme il Made in Italy e quindi una dimensione locale. Certamente noi non avevamo i mezzi per incominciare a considerare produzioni anche etiche e sostenibili in paesi che non fossero il nostro, anzi che non fossero la nostra città. Diciamo che proprio nasce come iniziativa con il desiderio di rispondere alla crisi del mercato del lavoro che la nostra generazione, adesso diciamo il gruppo dei fondatori ha poco più di 30 anni, e quindi una generazione che in qualche modo aveva preso, a cui il mercato del lavoro era stato in qualche modo presentato come estremamente accessibile. Ci siamo trovati a fronteggiare una situazione diversa al diploma e alla laurea, per cui tra quello che è stato insomma il 2008 e il 2013, no? Tutte queste crisi, questi momenti di difficoltà che si sono susseguiti ci hanno fatto apprezzare una dimensione del lavoro diversa, che abbiamo voluto declinare in un'ottica accessibile, sostenibile e locale, quindi creando lavoro per risorse del nostro territorio e del territorio in cui eravamo cresciuti, in cui sentivamo di voler fare la differenza. Siamo sostenibili in qualche modo per necessità in un primo momento. Il desiderio era quello di andare a creare appunto un marchio di moda etica che andasse ad aiutare e a supportare le donne che altrimenti avrebbero faticato ad accedere a un impiego, e nasce quindi dall'intuizione di poter recuperare queste eccedenze tessili. Inizialmente andavamo a mettere a mano, a modificare quelle che erano delle rimanenze,
di produzione, quindi capi finiti, rimanenze o fallati, e poi ci siamo lentamente resi conto che in questa supply chain c'era in qualche modo una dimensione che non era ancora stata esplorata, quella delle eccedenze tessili di qualità in Italia, e quindi siamo sostenibili in qualche modo per intuizione e per necessità. E questo ci ha portato a creare dei prodotti che sono anche unici, perché sono appunto in edizione limitata, e allo stesso tempo il fatto di lavorare trasformando appunto quella che è che sarebbe la conclusione, no, della supply chain della moda, per cui lo scarto nel punto di partenza di una collezione, e l'idea di andare a creare inclusione lavorativa e inclusione sociale, dove invece normalmente il talento appunto non viene considerato o dove non c'è un facile accesso al mercato del lavoro, ci rende sostanzialmente quello che si può definire un brand di moda etica dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale. E quindi se la visione è proprio che i limiti possono essere punti di partenza e che dalle difficoltà o dai gap nel sistema possano nascere dei sistemi di business, dei modelli di business diversi, nuovi e ancora non visti, e crediamo che questo sia comunque il DNA di tanti imprenditori. L'imprenditoria nasce dove si vede un bisogno e si vede l'opportunità di dare una risposta a questo bisogno con un prodotto o un servizio innovativo. Quindi da questo ovviamente noi lo decliniamo in maniera altamente etica e altamente sostenibile, ma è il nettare dell'imprenditoria. E iniettiamo in qualche modo in quello che è anche il DNA del Nord-Est, no? Nel quale comunque noi siamo cresciuti, in cui c'era lo zio e il nonno che aveva la piccola azienda di famiglia o la media azienda di famiglia. Ci andiamo a iniettare quella che è l'innovazione sociale, che l'Europa vede come uno strumento, come una leva di cambiamento importantissima. E quindi da questa visione nasce una missione ibrida, che è quella di ridisegnare la moda made in Italy, andando allo stesso tempo attraverso la moda, attraverso la nostra tradizione, attraverso l'eccellenza, a reimaginare quello che è il mercato del lavoro, rendendolo più sostenibile, più inclusivo, più capace di integrare punti di vista, abilità e provenienze e talenti diversi. Per creare ovviamente un valore condiviso, un valore che noi condividiamo con il nostro territorio, perché è un territorio più resiliente, un territorio più ricco, un territorio più produttivo, e quindi a vantaggio di tutti. Il modello di business è un modello di business doppio, e questo proprio sta nel DNA, nel nostro DNA e nel nostro desiderio di avere un impatto sia sui clienti B2C, che possono acquistare i nostri prodotti in una decina di negozi monomarca, flagship, che oggi si trovano disseminati sull'arco, diciamo, nord-est, est-ovest del nord Italia. Quindi il negozio più a ovest è Genova, c'è Genova, c'è Milano, c'è Mestre, Bassano del Grappa, Verona, ci sono diversi punti vendita, e di questi 10 punti vendita 5 sono outlet, nei quali andiamo a rivalorizzare le rimanenze di collezione e le seconde scelte, oltre che gli scampoli dei tessuti che non riusciamo noi a utilizzare integrandoli nella produzione industriale. Quindi l'impatto su cliente diretto, che è sempre più affamato, sempre più affamato di sostenibilità e sempre più attento alla definizione di questo concetto, no? Che come abbiamo detto ci sfugge, ci sfugge, e perché rifugge definizioni, proprio perché è un equilibrio che deve essere definito e ridefinito a seconda dell'ecosistema e degli stakeholder di riferimento. E a livello B2B, perché pensiamo di poter appunto contagiare e ibridare quelli che sono i modi di produzione dei giganti del Made in Italy, sia che sia lusso, che sia fast fashion, andando a proporci come fornitori in iniziative di solidarity sourcing. Quindi proponendoci proprio come ramo etico per quello che può essere per le aziende di moda di produzione, quindi possiamo definirci in qualche modo dei contoterzisti etici. E per chi invece non è specializzato nel tessile, ci siamo specializzati in merchandising e accessoristica sostenibile, che a volte nasce dal redesign circolare dei prodotti, delle rimanenze o di un prodotto iconico dell'azienda stessa, a volte nasce semplicemente dalle nostre rimanenze di magazzino, che vengono così valorizzate.
Ovviamente anche rispetto a quello che è questa è una carrellata dei nostri stili e quanto siamo cresciuti anche in termini di design, soprattutto i primissimi capi 2000, questa è la primissima collezione che abbiamo fatto, i tagli sono semplicissimi, non si applicavano nemmeno bottoni perché tutti stavamo imparando, no? Nasciamo circolari, ma nasciamo come startup circolare, quindi con mezzi comunque scarsi con un capitale, appunto, un capitale esiguo e mezzi di partenza scarsi che siamo appunto poi sostanzialmente riusciti a reperire grazie a una serie di contributi e sostegni per startup innovative con focus innovazione sociale. E sotto questo punto di vista, ecco, anche i fondi europei sono stati una forma fondamentale per dare solidità all'idea imprenditoriale che avevamo individuato in un primo momento. E questo quello che mi interessa, ecco, una nota insomma interessante è che il fatto di lavorare con a partire dal magazzino ci impone anche di ribaltare in qualche modo e quindi rovesciare la logica del processo di creazione della nostra collezione. Non incominciamo dalla collezione per andare a reperire i tessuti, ma la collezione viene disegnata e viene prodotta a partire dalla disponibilità che c'è a magazzino. Questa è una logica, è una sfida enorme per gli stilisti e designer che ci accompagnano, perché ovviamente il sistema moda non era qualche anno fa pronto ad accettare queste logiche, quindi era complesso, era un concetto anche molto complesso da spiegare ai nostri clienti multibrand e anche ai clienti in realtà diretti, talvolta anche ai clienti B2B. Ma l'interesse anche per il design circolare, che appunto in qualche modo va a descrivere quello o comunque nel quale rientra anche questo tipo di modalità di design che adottiamo, è sicuramente, si sta sicuramente affermando anche proprio nel settore specifico. Qualche esempio appunto di prodotto B2B con alcune collaborazioni che sono in essere oggi, appunto dai marchi del lusso come Vivienne Westwood a L'Oréal che ci ha scelto come appunto iniziativa di solidarity sourcing per alcuni marchi, tra cui Vichy, ai sacchetti riutilizzabili dell'ortofrutta di Natura Sì che oggi sono distribuiti in tutta Italia. Questo è anche molto bello, è una collaborazione che abbiamo fatto con Coin, Questi Beauty. Siamo andati a recuperare delle rimanenze di tessili per la casa che sono state appunto ridisegnate, quindi cominciano a esserci proprio degli esperimenti di design circolare a partire anche da prodotti finiti dell'azienda di riferimento. Ecco qua, per arrivare a quello che è stato un grandissimo successo, una collezione che abbiamo realizzato in partnership con Zalando, distribuita in tutta Europa, e in cui appunto a fare da modelle ci siamo noi. Siamo state coinvolte in uno shooting per un giorno ed è stata un'esperienza bellissima perché appunto per una volta non succede in tutti i cataloghi, a essere il volto del marchio è appunto chi lo realizza, chi lo produce, sicuramente portando avanti una tradizione del nostro territorio che rende orgogliose quelle che lo insegnano, quelle appunto che trasmettono questo know-how e anche appunto nuovi arrivati di qualsiasi provenienza che lo apprendono, dando continuità in quid a una tradizione tutta nostra, ma reinterpretata secondo canoni di appunto sostenibilità. Allora, la sostenibilità per Quid, che cos'è? Va bene, noi la riassumiamo sempre in 3 punti chiave: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e anche la sostenibilità economica, che sicuramente, essendo cooperativa sociale, cooperativa di tipo B e appunto quindi onlus, non è necessariamente la prima dimensione di sostenibilità alla quale si pensa nel momento in cui appunto si pensa a noi, ma è ovviamente assolutamente fondamentale nel nostro caso per sostenere quello che è l'impatto sociale e ambientale che vogliamo raggiungere. E ci dicevamo in preparazione di questo webinar che la sostenibilità è un quadro di Rubik. Se non facciamo quadrare tutte le facce,
di questo quadro. A un certo punto uno scompenso ci sarà e quello scompenso andrà a impattare tutti i bellissimi risultati che abbiamo raggiunto in un'area specifica. Quindi è un sistema integrato, è un sistema in bilico, è un sistema in equilibrio, appunto in un equilibrio sempre da definire. Vi do qualche dato, dunque. La nostra sostenibilità sociale è una sostenibilità che si traduce nella realizzazione, appunto nel disegno, in un disegno e in un sogno di un luogo di lavoro che è realmente inclusivo per tutti e è sostenibile nei tempi e nei modi di lavoro, quindi permette crescita e permette produttività. E qualche dato rispetto appunto a quanti siamo e cosa facciamo: siamo 125 soci lavoratori, complessivamente però siamo 130 dipendenti e 5 persone lavorano per noi dal carcere di Montorio e hanno la possibilità, una volta conclusa la propria pena, di transitare verso il nostro laboratorio di Avesa. La nostra sede è ad Avesa, nella zona artigianale industriale, e quindi siamo una delle pochissime realtà in Italia che offre la possibilità di transitare da carcere a extra carcere dando continuità di percorso lavorativo. 125 lavoratori, 130 che lavorano su una value chain complessissima, perché noi racchiudiamo tutte le fasi in realtà di lavorazione e di creazione di valore del mondo moda, per cui dal reperimento della materia prima all'ideazione, per cui stile, prototipia e modelleria, alla manifattura, packaging, logistica, distribuzione appunto B2C e B2B, quindi commerciale, B2C e B2B, gestione di una rete di negozi, e poi all'interno appunto dell'azienda c'è anche un ufficio che si occupa di sostenibilità e di impatto, che è l'ufficio appunto che dirigo, e che quindi è incaricato appunto un micro ufficio studi e è un misto tra un ufficio studi e un ufficio CSR, che si occupa proprio di progetti che hanno a cuore sostenibilità e impatto sociale. L'84% siamo donne e il 67% proviene da una situazione di fragilità lavorativa. Significa sostanzialmente da un periodo di disoccupazione di lunghissimo termine, dopo il quale devono essere riattivate una serie di competenze sia professionali che umane, perché c'è un deskilling, ma c'è anche un depotenziamento di quelle che sono tanti aspetti emotivi legati al senso del lavoro e al senso di responsabilità e al senso del valore, che devono essere riattivati. Sono 17 le nazionalità rappresentate e sulla destra vedete un po' il grafico di crescita di quelli che sono stati appunto i posti di impiego sostenibile che siamo stati in grado di creare. La sostenibilità ambientale è riassunta in questa mappa. Come vi ho detto appunto, si tratta del recupero siamo sostenibili perché andiamo a recuperare queste eccedenze di produzione, sono eccedenze di produzione di altissima qualità che andiamo a recuperare sui distretti del Made in Italy, i distretti storici del Made in Italy. Quindi vedete i nostri punti di raccolta, sono principalmente fornitori o hub ai quali ci appoggiamo. Sono tra i 35 e i 50 i fornitori che attiviamo ogni anno e sono più di 1000, circa 1200, i chilometri di tessuto trasformati in moda dal 2013. In questo caso non si tratta necessariamente sempre di tessuti sostenibili, non si tratta quindi di tessuti che nascono sostenibili, ma si tratta di tessuti dei quali viene prolungato il life cycle. Quindi c'è un prolungamento di quello che è il valore, anzi c'è una valorizzazione del prodotto e la possibilità appunto di prolungare quello che è il ciclo di vita del tessuto del prodotto, che appunto non diventa scarto, non viene smaltito o magari appunto indirizzato verso hub produttive molto, molto lontane
dal luogo in cui era stato raccolto per essere poi mandato in produzione, e quindi riusciamo anche in qualche modo, per quel tessuto che poteva avere un altro utilizzo, a mantenere le footprint un pochino più brevi. Noi vabbè, in realtà recuperiamo tutto a massimo, si tratta di massimo 200 km di distanza dalle nostre hub più lontane. E quindi questo è diciamo in un guscio di noce quella che è la sostenibilità ambientale. Vediamo anche noi in realtà un grandissimo interesse verso i tessuti certificati e sostenibili, quindi che nascono certificati sostenibili, ed è quindi un'area nella quale stiamo facendo appunto alcune valutazioni e sulla quale stiamo investendo. Quello che è molto importante, lo dico anche felice di rappresentare le donne di questo panel, è che appunto nel 2017, nel 2018 abbiamo ricevuto dalle Nazioni Unite un premio come attività faro per il coinvolgimento delle donne in attività legate al contrasto del cambiamento climatico. È proprio perché è importante che la sostenibilità sia una competenza, le competenze di sostenibilità siano delle competenze condivise, e ci battiamo, ecco, perché tutti, dalla sarta alla modellista, siano formati nei temi che poi appunto trattiamo, e nei temi dei quali siamo campioni, ambasciatori come marchio. Quindi questo è un aspetto molto importante che ci tengo a sottolineare. Abbiamo una strategia di impatto ambientale e sociale che appunto va da programmi di formazione, di leadership inclusiva sul luogo di lavoro. Abbiamo un programma di supporto ai dipendenti che si chiama Liberamente, e molto importante anche l'aspetto della digitalizzazione, specialmente avendo una composizione dello staff prevalentemente femminile. Ci sono ancora delle barriere importanti di genere e anche anagrafiche, per cui vediamo che appunto le dipendenti magari over 60 che non hanno avuto l'opportunità di cimentarsi con il digitale per ragioni appunto lavorative, magari hanno sempre svolto mansioni manuali, rischiano veramente di essere tagliate da quella che è la vita sociale della nostra comunità. La creatività è uno strumento importante anche quando si parla di crescita personale per noi, per cui tanti percorsi anche di formazione esperienziale passano proprio dal mondo della moda e della manualità. E poi, molto importante, l'attività che facciamo di misurazione di impatto. Misuriamo l'impatto in 4 aree chiave, abbiamo appunto un quadro di KPI, sono 77, sono in realtà piuttosto semplici da misurare. Per una realtà comunque piccola come noi, che non può, molto giovane, non può poi investire grandissimi capitali in ricerca, è stato comunque un risultato ciclopico, anche solo quello di riuscire a monitorare per appunto 3 anni di fila questi KPI. E misuriamo l'impatto anche sociale, appunto le 3 aree le vediamo dopo brevemente. L'impatto sociale viene misurato in collaborazione con l'Università di Verona. Infatti uno dei nostri centri di impatto più strategico è proprio l'attività di outreach e capacity building. È importante per noi raccontare l'imprenditoria sociale come la portiamo avanti noi, è importante sensibilizzare tutti gli ecosistemi in cui siamo attivi e tutte le generazioni, e quindi questo anche insomma un ringraziamento per poter essere, perché è parte integrante della nostra missione, quindi di riuscire a cambiare le abitudini di consumo e di produzione, anche raccontando quella che è la nostra storia. E questo appunto, siamo una realtà di investimento di impatto, quindi abbiamo attratto negli anni diversi investitori di impatto e abbiamo concordato una serie di KPI strategici che qui vedete riportati e che andiamo a monitorare appunto grazie al lavoro delle mie instancabili collaboratrici. Ci auguriamo ovviamente di vederli crescere, in particolare quelli legati all'impatto ambientale. Per noi fare una misurazione di impatto ambientale è molto complesso, perché dovremo andare a calcolare in maniera controfattuale quella che è l'anidride carbonica e le risorse che andiamo a risparmiare lavorando su prodotti, su tessuti che sono già stati prodotti.
quindi è particolarmente complessa nel nostro caso, anche se molto intuitiva l'attività di recupero che facciamo. Sostanziare con dati l'impatto di sostenibilità ambientale non è semplicissimo ed è anche appunto piuttosto costoso, richiede appunto un dispiego anche di ricerca proprio strutturata ad hoc. Siamo un po' un unicum sotto questo punto di vista. Premi e riconoscimenti, tanti, c'è tanto interesse rispetto all'imprenditoria sociale, sono tutti premi che ci hanno permesso sicuramente di farci conoscere nascendo diciamo, nascendo veramente letteralmente sotto una zucca d'Avesa nel 2014, sono tutti premi che ci hanno permesso veramente di affermarci, di ottenere visibilità e di poter appunto contagiare anche altre realtà più grandi di noi, trascinandoli insomma con entusiasmo verso modi e stili di produzione diverse. E bellissimo che nel 2020 appunto c'è il primo premio al quale ci candidiamo in condivisione in collaborazione con uno dei nostri clienti, L'Oréal. È diciamo, un trofeo, un premio per i Sustainable Development Goals, appunto legato alle iniziative di solidarity sourcing, quindi di catene di supply chain ibride ad impatto, e siamo candidati con L'Oréal e aspettiamo appunto di sapere cosa succederà. Siamo col fiato sospeso finché... Nel 2020 anche abbiamo ricevuto un importantissimo premio per la moda sostenibile, il Green Carpet Fashion Awards, nella categoria Responsible Disruption. Quindi sicuramente siamo una forza dirompente nel sistema moda, ma lo vogliamo essere in maniera responsabile e in maniera inclusiva. Siamo stati in grado di convertire, forse perché siamo abituati a trasformare le sfide in opportunità, la produzione a mascherine lavabili certificate durante il periodo Covid, e questo ci ha permesso sicuramente di garantire l'impiego ovviamente a tutte le nostre risorse, ma anche di lavorare in distretto con altre 20 realtà italiane locali, appunto creando un distretto della mascherina sostenibile in tutto il nord Italia e garantendo appunto una solidità e una stabilità lavorativa a altri 200 appunto dipendenti dei nostri fornitori la scorsa estate. La sostenibilità economica è una sostenibilità appunto di un fatturato in crescita, ancora un fatturato comunque modesto, timido, e sicuramente ecco, poi aggravato poi il fatturato di per sé, non ci dice mai, ci racconta sempre metà della storia. I nostri costi sono sicuramente dei costi alti, il personale in particolare, la formazione e il supporto psicologico, il supporto emotivo che forniamo all'interno anche del nostro piano di welfare, ma è assolutamente ripagato da quelli che sono gli eccellenti risultati in termini di misurazione di impatto che vogliamo ovviamente vedere crescere, e diciamo che sia rispetto alla creazione di fatturato che alla creazione di impatto che alla creazione di valore condiviso, quello che veramente è al centro della nostra missione è il nostro territorio e l'ecosistema nel quale lavoriamo, e quindi ancora una volta grazie per aver potuto portare alla comunità ecco, di Confindustria quello che noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare, e ovviamente chiunque desiderasse, volesse, potesse attivare una collaborazione con noi o fosse interessato anche solo a venirci a visitare ad Avesa è ovviamente il benvenuto. Mi taccio, sperando di non avervi storditi. Grazie mille, no, è sempre interessante, devo dire. Poi ascoltando le vostre presentazioni, sia quella del dottor Romboni, ci siamo resi conto che i tempi a cui avevamo pensato erano poca cosa rispetto alle tante cose che c'erano da dire. È chiaro che nel vostro caso forse alle volte avete il problema contrario, perché mentre prima, parlando di ISAP, si partiva da un'azienda che parte da un'immagine intuitivamente negativa e che poi invece deve dimostrare le tante cose buone che fa, voi partite da un'immagine intuitivamente positiva, e credo che addirittura il problema possa essere opposto, essere considerati seriamente come un'azienda, perché l'aspetto, diciamo, di responsabilità sociale è il primo che viene in mente, il primo che viene all'evidenza anche nella comunicazione, e secondo me è bene invece valorizzare il fatto che siamo 130 dipendenti, creiamo valore aggiunto, siamo una realtà che produce anche
valore per il territorio in cui è inserita. Siete un caso addirittura, lo sapete, siete un caso di scuola, ma un caso di scuola in cui è evidente che si devono unire le tre fasi della sostenibilità, valorizzando forse quella che di solito per le imprese è quella più ordinaria, che è quella economica. Nel vostro caso addirittura forse è quella che merita di essere un po' più spinta, perché sennò si rischia di passare per degli integralisti della sostenibilità meno sostenibili in ambito economico. Assolutamente, assolutamente è corretta questa analisi e la cosa appunto poi ovviamente che spesso dalla comunicazione del marchio, ovviamente, che è una comunicazione molto improntata sul sociale, quello che non traspare sono gli sforzi di strategia e di riflessione rispetto appunto a quella sostenibilità economica che ovviamente con il cuneo fiscale che c'è in Italia, con la crisi che sicuramente impatta tantissimo anche il settore moda e ha impattato tantissimo il nostro comparto retail, è una sfida quotidiana e lì insomma cioè, lì ci si gioca veramente, lì ci giochiamo l'impatto, ecco, perché la sostenibilità economica sostiene l'impatto sociale e ambientale, assolutamente ben detto, certo. Beh, è tardissimo rispetto ai nostri tempi. Sono arrivate un po' di domande, devo dire la verità, non moltissime, però io onestamente penso che sia più ragionevole rimandare ai prossimi giorni indicazioni. Ce ne sono un paio anche indirizzate alle singole aziende, per cui magari ve le comunichiamo e vi mettiamo in contatto. Volentieri, volentieri. Io ho lasciato sulla presentazione anche l'indirizzo mail, assolutamente, volentieri. Mi è arrivata anche sul mio telefono nel frattempo, guarda che bella gonna, mentre faceva la presentazione, che va sempre bene anche quello. Il negozio è in Via Rosa, ma anche online potete acquistare, ma assolutamente è riaperto, quindi vi invito a fare un giro a scoprire le novità. Giusto perché faccio il mio lavoro, anche questo. Bene, ringrazio la dottoressa Valotto e direi Grazie che a voi. punto ci avviamo alla chiusura del nostro appuntamento. Rimangono da fare soltanto le ultime considerazioni, sicuramente sul fatto che il percorso che stiamo intraprendendo è un percorso appena iniziato e che inevitabilmente porterà a dover approfondire, a dover continuare a studiare le singole questioni che oggi sono venute fuori prepotentemente nelle diverse relazioni, sia le prime, quelle più tecniche, sia le ultime, quelle più, diciamo, esperienziali. Però è chiaro che gli spunti di riflessione sono veramente molti. Già nelle prossime settimane ci saranno delle scadenze che ci vedranno impegnati per approfondire alcuni aspetti. Il 10 maggio avremo un ulteriore webinar sull'etichettatura ambientale degli imballaggi, avremo un incontro con Conai il 10 maggio alle 11. L'11 maggio ancora avremo un evento organizzato dalla nostra piccola industria, aspettando il cenacolo, che è intitolato in modo simpatico e provocatorio "Oltre il green, i vantaggi reali di un approccio sostenibile", dove avremo altre due testimonianze aziendali molto interessanti e che testimoniano come il tema della sostenibilità sia un tema trasversale che riguarda tutti, perché avremo da una parte una grande azienda multinazionale come Coca-Cola, dall'altra un'azienda di dimensioni più contenute e molto veronese come Marmi Corradini, per cui parliamo della grande multinazionale, piccola veronese, ma è un tema assolutamente trasversale. Ultima cosa, vedo nella slide che state vedendo anche voi, parlava prima la dottoressa Valotto di contest, di premiazioni. C'è in corso un concorso che si chiama Best Performance dell'economia digitale, chiudeva, se non ricordo male, a marzo la possibilità di partecipare, poi per effetto, diciamo, delle difficoltà legate alla pandemia sono stati spostati i termini. Il termine per la partecipazione è il 31 maggio, se qualcuno fosse interessato a partecipare e ritiene di avere qualcosa da dire sul punto, sul nostro sito trovate le indicazioni per la partecipazione a questo conto. Direi che ci possiamo fermare qui, siamo
In conclusione di una giornata veramente interessante, non mi resta che ringraziare i nostri amici che ci hanno accompagnato in questo percorso, ringraziare tutti voi che siete intervenuti e che ci avete fatto compagnia in questo pomeriggio. Potete continuare a scriverci a questa mail cresceresostenibili@confindustria.it per trattare temi legati alla sostenibilità o se volete farci ulteriori domande, ulteriori quesiti, ulteriori approfondimenti sia a noi sia ai nostri relatori. Direi che siamo addirittura d'arrivo. Saluti a tutti, grazie ancora e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie ancora per l'opportunità.